Allora, continuiamo a leggere questo libro prima di presentarvi gli ospiti, una paginetta, so che vi piace, mi mandate i messaggi, per questo lo faccio, se no dice Mirella legge i libri, cioè, no. Sì, leggo perché a voi piace che io legga i libri, perciò la lettura è importante. Continuiamo con questo Leone Alato. Io spero che arrivi anche qua a Treviso questo Leone Alato, che poi giri tutto il Veneto, passi l'Italia e porti via magari quello che non funziona e ci lasci quello che funziona. Un bel giro di ali non farebbe male a tutto il paese. Allora, continuiamo a leggere questo libro di Pierpaolo Beccic di San Servolo, una storia di oggi sulle ali del passato. Per chi non conosce, per capire la creatività di questo uomo, con pochi mezzi, con pochi soldi, ha creato l'aeroporto più bello d'Italia e uno degli aerei più famosi. Allora, iniziamo da dove eravamo rimasti. Con sua madre, invece, pur non essendoci ancora interconnessione motoristica, esisteva una silenziosa intesa. Chissà perché, ma tra donne e con gli uomini noi riusciamo a capire sempre tutto. Lei era molto impegnata e concentrata nella sua attività di ricercatrice universitaria. Era a Stoccarda 2 giorni la settimana, dove faceva lezione e frequentava il laboratorio. Gli altri giorni lavorava collegata da casa e compensava le lunghe ore di isolamento con il curare molto il giardino e il suo cane meticcio, che viveva per lei, aspettando pazientemente che finalmente si dedicasse a lui, portandolo a passeggiare e facendolo giocare. Per lei Flick era come un secondo figlio. Leon le assomigliava molto, e non solo per i grandi occhi azzurri. Questa cosa non finiva di stupirla a mano che lui cresceva, ma allo stesso tempo la preoccupava quel suo modo che lei così bene riconosceva anche in se stessa, di essere riflessivo, taciturno, schivo. Ricordava benissimo come lei si fosse sentita per tanti anni prima di conoscere suo marito. Quel contrasto difficile da gestire, quando da un lato si sentiva gratificata dall'essere molto apprezzata per i risultati dello studio che così tanto la appassionava, e dall'altro si trovava a fare i conti con una propria tendenza a costruirsi uno stato di isolamento di fatto, cosa su cui di tanto in tanto si era interrogata e trovata a fare i conti per poi arrivare sempre alla stessa conclusione. Io sono fatta così, sono selettiva. Mi fermo qui perché è un libro molto bello, però bisogna leggerlo attentamente per capire l'importanza di quello che è stato scritto, perché anche la nostra storia e la nostra cultura e delle nostre generazioni passate. Presento subito la dottoressa Valentina Martin, vicepresidente di un'associazione molto importante, adesso vi spiegherà qual è, e anche che io sapete quanto ci tengo a Paola Viola, eccola qua, è un'insegnante trevigiana ma non solo, sta seguendo i ragazzi fragili a Nairobi e fa di tutto e di più. Sentiremo cosa ci racconta perché è tornata, adesso ritornerà, ripartirà perché lei non sta ferma, ma sempre per aiutare questi ragazzi, queste persone che sono veramente di una fragilità e in difficoltà incredibili. Allora, dottoressa, cosa ci racconta? Cosa sta succedendo? Cosa farà di bello? Io so che lei fa sempre tante iniziative. Allora, di cosa si occupa? Prego, dottoressa. Allora, intanto io la ringrazio sempre per darci uno spazio veramente di cuore. Allora, io sono vicepresidente di un'associazione dedicata ai pazienti portatori di ulcere croniche cutanee e ai loro familiari. L'associazione opera in tutto il Veneto, ma diciamo che il fulcro particolare è in Veneto. Stiamo crescendo piano piano, siamo a 1100 iscritti. Si chiama l'associazione? Si chiama Vulnus Veneto, si chiama da vulnus, che significa in latino ferita, e diritto. Proprio perché l'associazione ha la finalità di parlare, di fare formazione e informazione su queste patologie e di cercare di rispondere alle necessità di questi pazienti, indirizzandoli verso i servizi più adeguati. Che cosa facciamo? Noi in questo anno e mezzo in cui esistiamo abbiamo fatto diverse cose. La prima cosa che abbiamo fatto è un tour. Normalmente i tour li fanno le persone famose. Noi non siamo persone famose, siamo persone semplici che lavoriamo e abbiamo girato in 20 comuni della Marca e non solo. Siamo stati anche a Vicenza, sono stata anche in Friuli e anche in altre parti del Veneto, e abbiamo, insieme con le amministrazioni e con gli utenti che si sono resi proprio attori di questo percorso, delle serate dove abbiamo parlato di questa patologia. Perché abbiamo deciso di far questo? Per arrivare alle persone che hanno il problema e non sanno come affrontarlo, e non solo per questi, ma anche per quelli che un giorno potrebbero
dovrebbero presentarli. Allora, andiamo a vedere questo video che fa capire l'importanza di questo che dice la dottoressa Martin. Vediamo la giornata pazienti vulnus e poi vediamo anche i volti. Andiamo a vedere. Oggi sono felice. La mia vita è cambiata. Non ho più dolore. Mi sento ancora vivo. Sono guarito. Tu hai solo una ferita. Tu puoi guarire. Tu puoi essere curato. Tu puoi non essere solo. Tu puoi essere libero. Vulnus, ferita e diritto violato. Perché parli senza conoscere? Cosa vuoi che sia avere una piaga? Mettila al sole che si asciuga. Perché non prendi un antibiotico? Devi usare un disinfettante. Coprila con il cotone. Hai mai fatto impacchi con acqua e sale? È piccola, non può farti male. La vulnologia è la chiave verso la tua guarigione. Mi sento preso in carico. Non mi fa più male. Esistono dei servizi dedicati. Non mi sento più sola. Mi sento in famiglia. Finalmente non mi sento più diversa. Ho ricominciato a sorridere. Posso finalmente uscire. Vulnus Veneto è condivisione e socialità. Vulnus Veneto è informazione. Vulnus Veneto abbatte le barriere della fragilità. Vulnus Veneto ti accoglie, ti accompagna, dà voce anche a te. Dottoressa Martin, intanto la ringrazio di una cosa importante e fondamentale, che è riuscita nel profondo nord, nel profondo Veneto, a far parlare queste persone, a farci mettere la faccia. Cosa difficilissima, poi ve lo dico io, lo sapete, perché siamo molto chiusi, ci vergogniamo di tutto, abbiamo paura di tutto e questa chiusura non fa bene. Forse lei, proprio con l'importanza di quella che è riuscita a curare, che sono queste piaghe terribili, vi ricordate quante volte magari si vedevano anche tutte queste gambe fasciate, tutte queste, e si nascondevano quei pantaloni lunghi, qualche volta dicevano perché porti sempre i pantaloni, pensa Mirella non vuoi piaghe, mi porto sempre i pantaloni e mi dicevano perché guarda e si alzai chi avrebbe mai immaginato persone anche giovani. Perciò devo ringraziarla 2 volte, prima per trovare anche molte volte la soluzione a queste piaghe e soprattutto per far parlare queste persone. Noi abbiamo bisogno di questi esempi, se no non ne andremo più fuori. Cosa ne pensa, dottoressa? Allora, è vero quello che dice, però queste persone hanno bisogno di un'identità, hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Hanno bisogno di sentirsi, tra virgolette, normali nella loro fragilità e quindi attraverso l'associazione cerchiamo di dare spazio proprio a loro perché non è un'associazione di sanitari, è un'associazione di pazienti e di familiari. Naturalmente ci deve essere anche l'aspetto scientifico per poterli accompagnare nella via giusta, però i sorrisi, il fatto che comunque riescono a parlare fra di loro, che riescono a condividere questa problematica fra di loro e
riescono ad uscire. Alle nostre iniziative ci sono persone che non si muovono mai di casa e riescono ad uscire perché si sentono parte di qualcosa, non si sentono affetti da una stigmate, da una piaga sociale. Lei ha detto bene che queste persone non hanno un aspetto sociale normale, perché oltre ad avere una piaga nel corpo, hanno una piaga anche nell'anima, che spesso fanno fatica le persone a capire. Lei ha sottolineato una cosa giusta, una delle tante, i pantaloni. Ci sono queste persone che vanno avanti anche per 30 anni con le piaghe, hanno sempre le fasciature alle gambe, queste fasciature sono molto ingombranti e quindi devono portare dei pantaloni spesso che sono più larghi. Per fortuna la moda li aiuta. La moda li aiuta, esattamente, però provi a immaginare l'odore, perché le ulcere spesso producono del liquido, il liquido ha odore, non possono andare magari negli autobus perché vengono additati come persone sporche magari, e in realtà hanno solo un problema e quindi veramente tutto ciò cerca di far capire che loro sono persone normali come gli altri, è come avere un diabete, come avere un'altra malattia, bisogna conoscerla, diagnosticarla e saperla curare. Più chiara di così non saprei cosa dire. Tu invece Paola, veramente cosa vuoi raccontare questa mattina, Paola Viola, come è andato il viaggio? Ecco, raccontaci, tanto ti conosciamo, sappiamo tutto, però è giusto anche spiegare un pochino, vai Paola. Sì, no, il viaggio è andato molto bene, io sono rientrata già da un po', siamo riusciti a portare a termine questa impresa titanica di costruire questa nuova scuola, che è la Junior Secondary School, dove questi bambini, i bambini che vivono nello slum di Corococcio, nella Baraccopoli e soprattutto ad Andora, che è la più grande discarica dell'Africa orientale, possono ambire al diritto all'istruzione, quindi attraverso appunto sia le normali attività che questa scuola porterà avanti secondo comunque i loro programmi governativi, darà a questi ragazzi un'apertura totale, soprattutto per quanto riguarda l'osservare il mondo, la tecnologia. Sai Mirella che abbiamo creato questa scuola ipertecnologica che, sperando che appunto funzioni tutto, in teoria questi ragazzi potranno addirittura fare delle lezioni a distanza con poi dei volontari che li seguiranno da qui, potranno conoscere un po' com'era lo Smiling Center, com'è lo Smiling Center, potranno veramente avere l'opportunità di conoscere il mondo, di affacciarsi al mondo e di capire che anche loro hanno il diritto e la possibilità di aspirare a qualcosa di meglio, a una vita diversa e a una vita anche migliore, che esca dal loop, diciamo, della loro condizione sulla quale un po' sono stati messi, un po' sono tenuti, diciamo così, e il nostro scopo, Mirella, tu lo sai, l'ho detto ogni volta, è rompere l'ultimo anello della catena. Noi stiamo lottando per spezzare questa catena che li ha imprigionati in questa bassa umanità, che qualcuno definisce bassa umanità. E quindi questa è la nostra lotta, ed è una lotta difficile, enorme, che non ha mai fine. Io sono rientrata perché sono tornata a lavorare, sono un'insegnante, come hai detto tu, altri volontari hanno continuato, Pietro, che insomma hai conosciuto anche tu Mirella, hanno continuato il mio lavoro e la scuola è finita. La scuola è stata finita ed è stata consegnata ad aprile. Non è ancora aperta, nel senso che ancora i bambini non la stanno frequentando. Quindi noi la vedremo quando sarà frequentata, perché sarà una sorpresa. Esatto, perché io ripartirò il 13 di giugno proprio per organizzare questa apertura. Collaborerò con tutto il nostro staff locale, insegnanti, il preside, eccetera, per sì dare questa opportunità, ma farà anche capire prima l'importanza di questa opportunità sia agli adulti che ai ragazzi. Quindi saranno fatti dei training, saranno affiancati a luglio, poi quando inizieranno ad arrivare le squadre di volontari, sai che noi poi andiamo avanti fino a fine agosto con ogni volta 10 persone, 10 anche quest'estate. Aiuteremo i ragazzi a entrare in questa scuola imparando giorno dopo giorno e ora dopo ora a rispettarla, ad amarla e a riconoscerne il suo valore. Quindi la scuola sarà
così dirò a loro, aperta in prova per 1 mese e mezzo, 2, dove ogni giorno insieme dovremmo lavorare per capire come migliorare. Noi non costruiamo cattedrali nel deserto, noi costruiamo opportunità e le consegniamo alle persone, affiancandole, offrendo la nostra esperienza e la nostra competenza. Questo è un po' il succo di quello che volevo raccontarti. Mi piacerebbe appunto fare una diretta quando sarò lì con voi per farvi vedere questa scuola piena di bambini. La faremo. Perché per noi sarà estremamente emozionante sicuramente, e quindi come avevamo fatto all'epoca dal tetto dello Smiling Center, ti ricordi? Siamo collegati? Sì, esatto, sarà semplicissimo farla anche lì, perché appunto ogni classe avrà il suo proiettore, quindi con i computer, proiettore, lavagna apposita, eccetera, eccetera, e questi bambini noi li faremo connettere col mondo. Le persone li devono vedere. Senti Paola, io volevo anche... Ti ho nominato spesso di quel bellissimo progetto, noi non facciamo né critiche né accuse, che avevamo cercato di portare avanti per far capire l'importanza di prendere questi ragazzi che avevamo capito che stavano alzando troppo l'asticella, ecco, forse perché viviamo più di altre persone in mezzo a queste realtà e avevamo capito che bisognava fare qualcosa. Il progetto è naufragato nel momento che pensavamo di essere arrivati, tu eri già prontissima per prendere questi ragazzi, però qualcuno, si vede dall'alto, ha detto questo progetto non può partire. E perciò è caduto tutto. E a noi è caduto il mondo perché pensavamo di esserci riusciti. È stato duro parare giù questo boccone amaro. Ci diamo e per non lo vinti. facevamo solo per noi, per visibilità, perché non ne abbiamo proprio bisogno né io né Paola. Lo facevamo per tutta la comunità. Secondo te, dopo quegli incontri ai quali credevamo molto, noi abbiamo visto l'esplosione che noi Infatti Mirella, sai quante volte ti penso e ti ho pensata? E avevamo detto attenzione, attenzione, guardate che stanno alzando troppo l'asticella. Erano pochissimi all'epoca, pochissimi, e poi perché è iniziato 2 anni Cosa fa. vuol dire Paola? Questa, magari giusto per chi non sa, direi 2 parole di cosa si tratta. Questo progetto si chiamava Ricostruiamoci, dove praticamente l'associazione Una mano per un sorriso si rendeva disponibile a traghettare, portare, far fare delle esperienze significative di volontariato all'estero a ragazzi in difficoltà. In difficoltà soprattutto stiamo parlando appunto dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Ovviamente affiancando persone specializzate. Avevamo già tra il nostro team di volontari individualizzato lo psicologo, l'assistente sociale, chi poteva affiancare questo tipo di viaggio, perché ogni viaggio noi portiamo dei volontari, ma ci sono anche dei referenti che si prendono cura di questi volontari. Sarebbe stata un'impostazione ovviamente diversa, eccetera, perché quello che avevo detto appunto a Mirella era che per cambiare una persona a volte la devi totalmente distruggere, la devi totalmente decostruire e aiutarla a ricostruirsi pezzo dopo pezzo. Un'esperienza come quella del fare servizio e dedicare il proprio tempo, le proprie energie a questo tipo di progetto sicuramente avrebbe potuto aiutare, anche perché una delle cose chiave di questo progetto di volontariato è proprio dire a questi ragazzi: ma tu cosa sai fare? Tu che talento hai? E spesso i ragazzi ti dicono: ma io non so fare niente, io non posso dare niente, a me dicono che non so fare niente, e io ogni volta invece poi parlando con loro dico: no, ma tu sai fare questa cosa può essere importante per gli altri. E quindi proprio dall'esperienza di questi 5 anni di progetto l'associazione ha detto e io ho visto volontari cambiare le loro vite, crescere, avere il coraggio di fare delle scelte. Non sto dicendo che le ho cambiate io, ma loro prendere coscienza e coraggio. Ci siamo offerti di metterci al servizio per fare questo progetto della nostra città anche, perché alla fine questa è la nostra città, anche se oggi l'associazione in realtà è nazionale, perché ci sono volontari un po' da tutta Italia. Io ci credevo, eravamo pronti, però appunto soprattutto dal punto di vista economico questo progetto poi è naufragato, perché fondamentalmente, Mirella,
Quando si parla Dire il vero, avevamo trovato anche degli sponsor, proprio naufragato perché qualcuno o ha avuto paura di questo progetto oppure andavamo ad intaccare un qualcosa che Mirella chiama business di qualcun altro. E quindi allora quando le cose non funzionano è così. Però è stato interessante che poco dopo questa riunione pompeiana che abbiamo fatto abbiamo capito che purtroppo non c'era l'ok definitivo, nonostante ci fossero tanti altri ok, persino insomma anche importanti, quindi stiamo parlando anche del Tribunale di Venezia, dei minori, cioè cose veramente importanti. Piano piano io ho visto la situazione evolversi e sai quante volte, Mirella, volevo mandarti un messaggio che ho scritto forse adesso è troppo tardi, però io non sono una persona che si vuole arrendere e non te l'ho mai mandato perché ti avrei fatto un dispiacere, tra l'altro. Sai che Mirella non molla mai. Esatto, però purtroppo ci sono stati dei giorni che ho pensato forse è troppo tardi. Però allora, non è, Paola, troppo tardi, il problema è che bisogna in qualche modo partire, prima o dopo si partirà, io sono convinta di questo, anche perché ormai qualcuno deve fare i conti, uno più uno, ecco, non fa più due, e perciò queste cose stanno preoccupando tutta la comunità, la paura, il disagio, l'apprensione, esempi negativi. Forse hanno fatto sì che, come ho fatto con gli immigrati, abbiamo scoperto il caso di Pandora. Perché guardate che il problema dell'immigrazione, nonostante gli attacchi che ho ricevuto anche ieri da parte di qualcuno, ecco, che pontifica, appena arrivato magari ragazzino in politica senza aver dato niente, che pontifica, prima guarda quello che abbiamo fatto e poi pontifica, ma prima devi fare però, prima di parlare, è la storia degli immigrati, stessa storia. Cioè l'immigrazione, la casa, è un problema che riguarda tutti voi, sapete? Cioè non è un problema che riguarda solo la Mirella, Paola, la dottoressa, è un problema che riguarda voi. Perché come ripeto tutti i giorni, se queste persone non lavoreranno più nei nostri campi, chi mangerà più? Perché sono loro, sapete? Guardate che se voi portate ancora la verdura e la frutta in tavola, è perché sono questi che lavorano per voi. Se avete le badanti, come certe persone che dicono «Oh, però poi vado a casa e li trovo» e hanno la badante straniera, ecco, oppure di paesi che veramente lo dicono no, è perché poi pontificate nella maniera sbagliata. Cioè capite che non può funzionare, il problema dell'immigrazione riguarda tutti noi. Così non possiamo più continuare a dire guardiamo dall'altra parte, no, ognuno deve fare la propria parte, compresi noi. Questo io penso, lo dico, continuerò, anche ieri ho avuto ma veramente tanti messaggi di solidarietà, si è unito ancora il gruppo di imprenditori per far capire, ecco, che bisogna unire le forze, anche loro, perché se un ragazzo in difficoltà che lavora bene, che è un bravo ragazzo e che non ha la possibilità di gestire il trasporto, e qui qualcuno deve intervenire, lo fanno anche in altri stati, sarà mica un problema. Non è mica che deve intervenire per tutti gli operai che ha, ma per quelli in difficoltà, se sono bravi, che non riescono ad andare a lavorare, non vedo dove sta il problema di questo imprenditore, io non lo vedo. Qualcuno li difende, guai toccare gli imprenditori, gli industriali, guai toccarli, specialmente qua nel Veneto, scherziamo. Invece io ho detto che ci sono dei bravissimi imprenditori, dei bravissimi industriali, il problema è che tutti quanti devono fare la propria parte, se no non ne andiamo fuori. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospiti. Quello che non riesco a capire, quello che non riesco a capire Mirella, se con tutta la gente disposta a fare del bene, va bene, a gratis, è quello che fa queste due persone qua. Perché il mondo è così cattivo? Ma non c'è senso. Io ho tanti anni, Mirella, ne ho visto una più al diavolo, perché gli rimedi sul mercato, ho praticato manicomi, ospedali, istituti, ne ho visto di tutti i colori. Va bene, poi riesco non un libro 4, ma voglio dire che la cattiveria è roba pessima che il Signore deve inventare. Va bene, insomma, costammo ormai che non avevamo niente, se volevamo bene, adesso è un altro mondo, e che sta dentro come gli altri, come sarissimo, ma
sì, hai fortuna di diventare vecchi, ti tira i sogni, i capi si pesta il cuore da soli. Va bene Mirella, lasciamo perdere il discorso e ti dico una roba, voglio fargli gli auguri a tutte le mamme domani, che si festa della mamma, e chi che non è la mamma, che vada in cimitero, ne compra una rosa, non corre un masso di fiori, una volta all'anno, una, con un bigliettino scritto, grazie mamma, basta, non serve altro, perché la mamma c'è una roba, mica 83 anni vado su, e ancora adesso mi ricordo di mia mamma, perché è la roba più bella che ho avuto nella vita, neanche a mia moglie, neanche a me fiori, per dirti, dico fiori. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti Rinaldo, io l'ho festeggiata ieri, perché una volta la festa della mamma era l'8 maggio, cioè io non so, qui continuano a cambiare le date, invece per me e per tante mamme che ho sentito, era ieri la festa della mamma, ma perché continuano a cambiare le date? Io non riesco a capire perché... La festa della mamma per Mirella Sveglia Veneti era l'8 maggio e io l'ho festeggiata ieri e ho risolto il problema. Ce n'è un'altra domani ma non è quella dell'8 maggio, sarà una bella, festeggiamo ancora di più. Allora, dottoressa, ha sentito quello che ha detto Paola, questi bambini, questi ragazzi, fortunatamente qualcuno, grazie anche ai medici, alle persone di buona volontà del volontariato, riesce ad arrivare anche in Italia a curare, vediamo, le bambine di Gaza, dove il dottor Giacomazzi mi ha mandato anche dei video importantissimi, sono arrivate anche da noi. Cos'è la solidarietà per un medico veramente che crede nel lavoro più bello del mondo, a mio avviso, scusi se glielo dico, dove veramente sei a contatto con una realtà che delle volte vedi che è una realtà che ha bisogno, perché è fragile, la fragilità. Io mi ricordo quella volta, ve l'ho raccontata anni fa, il pronto soccorso, che è arrivata una zingara anziana e quando si è alzata perché l'hanno chiamata per entrare a visitarsi, questo medico è uscito e la prima cosa che ha fatto, le ha preso il viso e l'ha accarezzata. È un ricordo che ho talmente bello e talmente l'umanità bello. dell'aiuto. Ecco, la prima cosa che ha fatto questo medico, che poi è diventato anche un medico importante e famoso, purtroppo non c'è più, è che ha preso il viso tra le mani di questa donna e le ha fatto una carezza. E a questa donna sono scese le lacrime. Ecco, cos'è la solidarietà? Perché ci sono tante manifestazioni per esprimere la solidarietà. Cosa dice, dottoressa? Allora, quello che intanto mi sento di dire è che io non conoscevo questa realtà e mi commuove, nel senso mi fa piacere che ci siano delle persone che vanno al di fuori e che portano i sorrisi a questi bambini, perché io credo che la fragilità non abbia confini, ok? E che non sia, come dicevo prima, una stigmate, ma debba essere uno stimolo per collaborare insieme e per poter dare un sorriso, una speranza e una mano a questa persona. L'essere medico, lei ha detto bene, è sicuramente un lavoro bello, però io non lo definirei un lavoro, per me personalmente è una missione. Io ho scelto di essere medico e sapevo di diventare medico già all'età di 3-4 anni, perché per me i nonni che mi hanno cresciuto e con i quali io ho condiviso la mia vita e che ancora oggi in tutte le persone che io incontro rivedo, ok, sono state delle figure essenziali e importanti ed è proprio loro che mi hanno insegnato l'attenzione, la cura, la delicatezza verso l'altro. Mi piace anche questo episodio che lei ha raccontato. La cura comincia nei primi 30-40 secondi in cui noi operatori sanitari incontriamo la persona che abbiamo davanti e il fatto di ascoltarli, la nostra posizione, il nostro atteggiamento corporeo, il sorriso, lo sguardo, eventualmente anche il contatto se è possibile, perché tante persone che arrivano fanno fatica ad essere toccate, d'accordo? Perché magari hanno un vissuto che è un vissuto difficile e quindi naturalmente bisogna cercare di ascoltare anche con l'anima quello che queste persone esprimono, quello che queste persone dicono. Quando arrivano da me, tante persone hanno paura del dolore,
perché hanno provato tanto dolore, perché purtroppo le piaghe sono dolorose e tante persone, tanti operatori sanitari non danno attenzione al dolore e quindi hanno paura che gli si metta proprio le mani sopra. E la solidarietà, secondo me, è accoglienza. D'accordo, accoglienza di tutti, del diverso, del bisognoso, del fragile. Io quando parlo dei miei pazienti e in particolare dei pazienti anziani, mi piace paragonarli ad un vaso di cristallo con tante piccole crepe. Lei sa che il cristallo, quando prende una piccola botta, anche se è piccola, si rompe. Ed è così che io cerco di trattare le persone che incontro, indipendentemente dal ruolo sociale, dalla razza e da dove vengono. Più chiaro di così? Sono per me sempre e comunque, prima di tutto, persone. Abbiamo Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Salve Mirella. Senta, io volevo parlare un attimino sulle fragilità. Io, conosco diverse persone. Ciao Mirella, te. Sì, abbiamo sentito Lorenza, vai avanti. Ecco, appunto, volevo un attimino parlare sulle fragilità che purtroppo quando più avanti che si va e più si ha rogne, diciamo, a livello fisico, ma anche che va a incidere a livello psicologico. Io ho notato una cosa, siccome che sono un'ottima ascoltatrice, ascolto e cerco... Io ho notato che... le persone appena sentono delle fragilità dell'altro individuo quando ci si incontra tendono a scappare e questa cosa l'ho notata sia sugli anziani sia con quelli diversi da noi che sono, non so, io parlo con tutti, anche con gli extracomunitari eccetera, non vado mai col piede sulla negatività, ecco, cerco di essere positiva il più possibile e questo mi fa star male perché quando io ho avuto bisogno mi sono trovata da solo, mi sono trovata totalmente da sola, Mirella, e questo mi ha fatto star male. E chiaramente quando ci sono, io ho un'amica che ha avuto 2 tumori contemporaneamente, gli sono stata accanto il più possibile, però voglio dire, anche lei, nel senso Lorenzo, ma ti stanco, non ti stanco ascoltare le mie rogne, quella, cioè no, perché possiamo essere anche noi nella stessa situazione, hai capito Mirella? E questa umanità, purtroppo Mirella, io l'ho vissuta quando ero ragazzina, ai tempi miei, io ho 74 anni, ok? Però adesso non c'è Mirella, non c'è, devi pagare. Essere pagata per essere ascoltata, sono stata anch'io delle volte da una mia amica psicologa, eccetera, però vedo che non c'è questa empatia, no? Dall'uno all'altro, non c'è. Purtroppo viviamo in una società, prima di tutto corriamo tutto il giorno e non so dove andiamo perché questa corsa proprio non la capisco. Secondo, un attimo di soffermarsi, anche non soltanto nei nostri problemi, ma anche di quelli che ci sta attorno. Ed è molto molto difficile. Con questo chiudo perché sono molto amareggiata. Grazie Mirella. Lorenza, non sono per niente d'accordo con te, dopo sentiremo anche le mie ospiti. Non è così Lorenza, non è che non ci sia l'ascolto, il problema è che siamo tantissime associazioni e siamo tutti divisi. Eppure ci sono associazioni che fanno questo, ma non le conoscete, non sai chi sono, non sai a chi rivolgerti. Io spero che finalmente qualcuno si decida a unire le associazioni, come ho detto prima, a vedere chi fa cosa. Ho detto ai sindaci che bisogna suonare i campanelli delle fragilità, loro hanno i nomi e cognomi, sanno dove andare a suonare e se non lo sanno che facciano veramente un censimento, come l'ha fatto il sindaco di Ponzano Veneto che mi ha ringraziato. È venuto qua e mi ha detto grazie a questo censimento ho scoperto delle cose che non avrei mai immaginato nel mio paese, sono le fragilità. Vedi Lorenza, non sei tu che devi andare da loro, siamo noi che dobbiamo arrivare a te. Io quando sento qualche assessore di servizi sociali che dice ma da me non è mica mai venuto nessuno, no ma non deve venire nessuno da te, sei tu che devi andare da loro, avrai un elenco, sì, avrai le associazioni da ascoltare che ti dicono dove sono le fragilità. Io ho un banco solidale, non è mai venuto nessuno, a vedere se qualcuno, e sì che nei banchi solidali ragazzi ce n'è di lavoro da fare, di aiutare, non è venuto nessuno, a vedere se c'è qualche bisogno di aiuto.
Allora capisci, Lorenza, che non è vero che noi non possiamo aiutarti, e guarda che siamo in tanti, è che perché non ti conosciamo, non sappiamo dove sei, chi sei. Se invece noi sapessimo, e tu come hai detto io mi sono rivolta più a qualcuno, come hai fatto questa mattina e come fai magari quando chiami, dove io ho un numero di telefono e poi chiamo e poi sento e poi mando chi di dovere, ecco che si unisce il puzzle. Ma se tu non chiami, io non so il tuo numero di telefono, come faccio ad arrivare? Il problema è che ne ho sempre di più che chiamano Mirella, ma io dico, ma possibile? Ma non perché non voglio farlo, ma non è il mio compito, non dovrebbe essere questo il mio compito. Noi paghiamo persone per fare questo. È là che io mi arrabbio. Ma come mai chiamano Mirella e non chiamano il numero? Perché di Mirella si fidano e degli altri non si fidano allora, perché io allora penso questo. Come mai? Ecco, c'è un qualcosa, Paola, che dobbiamo unire, ma non siamo noi, perché noi ce la mettiamo tutta. Ma se, come hai detto tu, si portano dei progetti validi, poi qualcuno dice anche no, noi ritorniamo indietro. Però non è che lasciamo perdere, no. Noi continuiamo a esserci. Prima o poi qualcuno verrà pur a bussare alla nostra porta e dire forse abbiamo sbagliato, forse è meglio rivedere un po' tutti assieme la questione. Cosa dici, Paola, in risposta anche a Lorenza? Allora, questo è un temone, si dovrebbe stare qui almeno altre 2 ore a parlare, però quello che mi sento di dire, tra l'altro un argomento di cui ho parlato anche ieri sera, è dare voce. Dare voce è sicuramente una chiave, no? La famosa chiave al buio, dove noi dobbiamo trovare il modo di alzare la voce, farci conoscere, raccontare storie. È quello che tu fai ogni giorno, certamente, però non è sufficiente, ci vogliono diversi canali, diversi strumenti, ma soprattutto le persone si devono rendere conto e devono pretendere di ascoltare diverse voci. Noi siamo trascinati un po' nel credere che le cose siano in un certo modo e debbano andare sempre in un certo modo, tipo appunto questa signora dice io sto così e non c'è nessuno che mi aiuta. No, non è vero. Non è vero, quindi io una cosa che sai ci tengo tanto è i volontari, quindi i ragazzi giovani che attraverso i loro talenti in questi 5 anni hanno contribuito tanto quanto me, a rendere questo progetto e questa associazione quello che è oggi. E sicuramente una parte molto importante di quello che oggi è questa associazione è dare voce a queste storie, a queste realtà. Perché? Perché le cose sono diverse. Possono essere diverse, hanno 1000 sfaccettature ed è giusto che qualcuno dia voce a queste cose. Infatti oggi poi magari a breve o dopo, insomma, ti ho portato una di queste volontarie di cui io sono... Un'altra voce? Un'altra voce, di cui io sono estremamente fiera e le ho sempre detto dal primo giorno che l'ho conosciuta e l'ho vista parlare con i ragazzi, interagire con loro e il suo talento personale, ho capito il suo talento personale, ho detto io sarò per sempre una tua sostenitrice. Che si chiama Carola Speranza, appunto, parlerete a breve anche con lei, vi racconterà perché Mirella, io voglio combattere questa cosa che le persone dicono che i giovani non hanno voglia, che non hanno talento, che non hanno futuro, che non cambieranno niente, perché questo lo dicono i vecchi, perché vogliono continuare a portare avanti questo mondo in un modo vecchio e stantio. Avete capito come funziona? Allora sentiamo la nostra Francesca da Oderzo. Ciao Francesca. Salve, buongiorno, io sono Francesca, la dottoressa sicuramente mi conosce, io sono una caregiver. Vai Francesca. Sì, ecco, no, perché ho il ritorno della televisione. Tranquilla. Sì, sono una caregiver da 2 anni, conosco benissimo la dottoressa. La adoro e insomma volevo solo portare la mia esperienza. Io so che ogni volta che vado è come se entrassi a casa mia, in famiglia. L'accoglienza che abbiamo è, non so, è spettacolare. Cioè, io sono innamorata della dottoressa perché è bravissima, ci mette il cuore, la passione, l'anima, ci mette... Cioè, non so, volevo solo dire questo perché guardi, mi ha colpito il cuore, tutto quello che posso fare per aiutare questa associazione lo faccio,
vedo che ride, ha capito chi sono. E niente, volevo portare la mia testimonianza, insomma, e ho scoperto oggi questa bellissima trasmissione che non avevo mai visto, è molto interessante anche. Niente, grazie. Questa era la mia presenza, insomma. Grazie, grazie Francesca. Giornata. Grazie a voi. Grazie cara Francesca, ecco, me fa bene al cuore, sai, sentire che ce la stiamo mettendo tutta, è una squadra che lavora anche in questa trasmissione, i ragazzi sempre alla regia, anche voi che ammirate tantissimo proprio per l'accoglienza che vi fanno. Ecco, prima di chiudere con Paola Viola volevo proprio capire quanto importante è l'accoglienza, anche quando tu arrivi in questi posti desolati dove, ecco, vedi proprio, tocchi con mano la fragilità. Cos'è l'accoglienza per te, Paola? Allora, l'accoglienza sicuramente è l'elemento più importante di un rapporto che nasce e si crea, però devo dirti, Mirella, che io l'ho capita e ho imparato a farla nel tempo, perché non è così scontato e per quello che io adesso voglio aiutare tanti altri ragazzi a intraprendere questo tipo di percorso, per portarli poi nella loro vita di tutti i giorni ad affrontare l'altro in una maniera diversa. Io penso che l'accoglienza vera e l'accettazione totalitaria dell'altro, accettazione, poi un altro discorso è l'aiutarlo a migliorare, a crescere, eccetera. L'ho imparata quando ho iniziato a fare il progetto della ragazza delle scarpe, dove io ho distribuito 10.000 paia di stivaletti di gomma nei campi profughi siriani. Con Dimitri Filtrin, ti ricordi? Ti conosco. Esatto. E io mi sono dovuta inginocchiare davanti a centinaia di madri e padri per arrivare a mettere queste scarpe a questi bambini e loro erano commossi, cioè lì sono diventati immediatamente famiglia, come dire, no? Quindi l'accoglienza è un po' quello che la nostra associazione sta portando avanti come filosofia, che è una parola africana che si chiama Ubuntu. Io sono perché noi siamo. Niente nel mondo che accade a qualsiasi di noi può essere ritenuto un caso isolato, ma tutto condiziona il nostro essere, anche Paola, il nostro essere. Tu hai detto una frase, io sono perché noi siamo. Non pensi che siamo noi che dividiamo, che etichettiamo proprio le persone, ecco, nel senso che queste persone hanno 2 occhi, un naso, un cuore, il sangue uguale, che noi riusciamo sempre a vedere qualcosa che non esiste. Cioè sono persone, esatto, e provano i sentimenti, le emozioni che proviamo noi. Cioè quando tu hai detto, inginocchiandomi, ho capito l'importanza, loro hanno capito l'importanza di quel gesto e si commuovevano. Ma in tutto il mondo sarebbe successo questo. Sì, certo. Perché l'emozione, che tu sei a Gaza, che tu sei a Treviso, che tu sei in Cina, su un gesto del genere, su una fragilità, chi è che non si commuove? Certo. È questo che non riusciamo a capire. Ma perché? Perché qualcuno ha fatto sì che il diverso, che siamo tutti diversi, faccia paura, abbia un colore, abbia uno stato, abbia un qualcosa che invece non c'è. Guardate che questo è un problema che riguarda tutti voi e più quella fascia che si accanisce contro queste persone, più quella ne rimarrà vittima, perché avranno bisogno di queste persone, ne avranno necessità, saranno curati da queste persone, saranno accuditi da queste persone, vivranno assieme a queste persone. Siamo noi che dobbiamo metterci in gioco tutti. Certo. Questo è il grande problema che dobbiamo fare culturalmente, se no non ne veniamo fuori, non ne verremo fuori. E se arriva la rabbia e la violenza non ce ne sarà per nessuno. Allora, prima che arrivi questo, non è il caso di riflettere. Allora, Lorenza da Roncade, poi andiamo in pubblicità. Vai Lorenza! Buongiorno a tutti. Io sono Loretta da Roncade. Loretta, scusa. Volevo un attimo ringraziare la dottoressa che mi conosce. Io sono una volontaria e sono stata anche una caregiver di mio marito. Quello che voglio testimoniare e che voglio esprimere, che quello che appunto ha detto la dottoressa prima, che quello che lei sta facendo è una missione.
E questa missione gliela trasmette la serenità e il coraggio a tutti quelli, ai suoi pazienti e alle persone che incontra e che cerca di curare. Niente, io voglio solo ringraziarla perché fa sviluppare la forza d'animo ai pazienti e li fa sempre sentire più protagonisti nelle cure e nel loro percorso di vita, e le fa riconoscere il rispetto e la dignità che a volte purtroppo si sentono persi. Io voglio solo ringraziarla e un abbraccio a tutti, grazie. Grazie a te cara Loretta, scusa se avevo capito male il nome dalla regia, però fa molto piacere, ecco, fa piacere perché avete l'importanza di saper dire anche grazie, ecco, essere intrigati anche nel percorso di malattia e di cura. Penso che la dottoressa e anche Paola facciano dei percorsi veramente importanti. Allora salutiamo Paola Viola perché entrerà appunto Carola Speranza, spiegherà anche lei cosa sta facendo, mentre la dottoressa Martì rimane con noi. Pubblicità. Sono sicura che anche voi avete ancora una di queste in casa e in realtà proprio riguardando questa videocassetta ho potuto riscoprire una voce che presto diventerà familiare anche per te. Quest'estate mi sono messa alla ricerca delle tappe che hanno caratterizzato il lungo calvario vissuto da mio nonno, che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, catturato dai nazisti e deportato, alla richiesta di andare a combattere per Hitler o Mussolini, preferì la prigione e il lavoro coatto. Così come lui scelsero altre 650.000 persone e dissero di no, diventando così i militari italiani internati. E la loro è una storia che non si è voluto raccontare per troppo tempo. E da quel viaggio, con registrazioni inedite e da questa videocassetta, nasce un podcast, IMI, l'altra resistenza. Un racconto in cui le sue parole, il suo diario e le sue esperienze tornano a vivere. E, simbolicamente, sarà proprio lui stesso a raccontarle. Utilizzando la sua voce estratta dai pochi filmati ritrovati e grazie all'intelligenza artificiale, sarà la voce di mio nonno a raccontare direttamente il suo diario. Dal 20 al 25 aprile, una puntata al giorno, per raccontare una storia che ci siamo troppo presto dimenticati, per raccontare l'altra resistenza. L'8 settembre 43 abbiamo ascoltato dalla radio il proclama di Badoglio che annunciava l'armistizio. Allora è con noi Carola Speranza, giornalista. Buongiorno e grazie Carola, soprattutto grazie perché c'è un'altra testimonianza in più di quella che abbiamo avuto da un'altra nipote, che è un insegnante, che appunto ha scritto questo libro che ho detto a Carola Speranza di leggere, Il viaggio di mamma Teresa, che parla soprattutto della voglia di conoscere la storia, la propria storia, la storia della propria famiglia, di quello che è successo. Carola è giovane, la vedete, e quando, come Paola Viola diceva, ma i giovani dicono che non interessa niente, che non hanno voglia di niente, no, perché vi fanno vedere quelli, e là è il grande problema, vi fanno ascoltare quelli, invece di farvi ascoltare questi ragazzini, ragazze che diventano adulti e piano piano dicono: ma qual è la mia storia, il mio nonno? Cosa ha passato, cosa ha sofferto mio nonno? Io voglio sapere. Carola, la motivazione, il click che è partito per la curiosità, per essere intrigati, andare a fondo di questa storia che è la guerra poi. Sì, ma allora tutto nasce dal fatto che mio nonno viene a mancare nel 2002, io sono del 97, quindi avevo 5 anni. E pensando però alla sua storia, lui è nato nel 1915, quindi già un po' particolare che io del 97 abbia un nonno del 15, mi dico: ma come mai si è sposato così tardi? Come mai lui dal 1945, tornato dalla guerra, ci mette 14 anni a sposarsi? Evidentemente ha vissuto qualcosa, ci sono stati dei traumi che non gli hanno permesso di tornare alla vita vera, e questo in qualche modo ha condizionato anche poi per me come nipote potermelo vivere così poco. E quindi sono partita in realtà da questo ragionamento, venendo a scoprire che fosse stato un IMI. Io non l'avevo mai sentita questa, neanche a scuola, nessuno aveva mai parlato di IMI. C'è stata... Di IMU sì, ma no di IMI. No, di IMI no, dei militari italiani internati no.
Allora sono andata un po' più a fondo, quindi nei libri di scuola per esempio si parla molto del piano di disarmo che viene fatto, si parla di quel periodo che va dalla caduta di Mussolini del 25 luglio del 43 all'8 settembre con 2 frasi e basta. Invece quello è il periodo importante per cui si prepara, i nazisti si preparano, entrano nel territorio in maniera molto capillare, comprendono che dopo la caduta di Mussolini del 25 luglio probabilmente ci sarà un armistizio e quando viene poi proclamato l'8 settembre i nazisti sono già in moltissime zone dell'Italia. Inizia quasi subito il disarmo e i militari vengono quasi subito catturati. Da lì inizia questo lungo viaggio che, dobbiamo ricordare, ha interessato più di 600.000 persone, quindi parliamo di tante storie. E quindi sono voluta, insomma, tramite, le ho anche portate qua delle lettere che ho ancora ritrovato originali, e tramite, devo dire, la grande caparbietà di mia mamma, che nonostante lui non ne volesse parlare ha insistito un giorno per farsi raccontare la sua storia, che è diventato questo diario, in realtà degli appunti che io poi ho ripreso per la tesina di terza media e l'ho fatto diventare il mio diario per l'esposizione dell'orale. Poi è rimasto un po' lì, invece adesso anche con una maniera un po' più professionale ho ripreso questo materiale e la scorsa estate sono partita e sono andata nei 2 stalag in cui era stato internato in Polonia. Senti Carola, cosa vuol dire per te toccare quella lettera, leggere quelle parole, ecco, l'emozione, ecco, la sensazione proprio che provi nel momento che tocchi, pensate, questa carta, questa lettera e le parole che sono scritte. Ce ne puoi leggere una? Ah certo, però vorrei raccontare questa. Allora, questa, come si può vedere, non è scritta a mano, quindi è prestampata. E praticamente il bozzolo, che è vicino a Mantova, il 13 settembre 1943, il vostro congiunto è passato oggi su un treno di prigionieri, sta bene, raccomanda di essere tranquilli, di avere coraggio, vi manda cari saluti. Che è talmente falso il fatto che che ricomanda di stare bene, che è un prestampato ovviamente, quindi era una cosa standard che ovviamente mandavano a tutti. Le lettere in realtà sono un po' false, nel senso che, come si può constatare dai marchi, questi poi passavano sotto la censura e quindi ovviamente mio nonno dice che sta bene, certo, però poi chiede di mandargli dei pacchi, quindi questo fa già capire che c'è una piccola contraddizione. Però sapendo che, anche per non far dispiacere i familiari da una parte e il prigioniero, mio nonno, numero prigioniero 27682 dall'altra, si dicono, cercano un po' di farsi forza a vicenda, quindi in realtà si dicono io sto bene, vi penso, saluta sempre la mamma, e poi la mamma è, diciamo, la persona che viene sempre citata da mio nonno Carlo. Carola, però una cosa importante, questa proprio speranza di ritornare, di sentire come stanno i propri familiari e soprattutto, e lo dico anche alla dottoressa, nascondere la verità. Quanto male sto, ma non lo dico. Non voglio fare male, far soffrire i miei cari. Questi medici che si prodigavano con pochissimi mezzi, non avevano niente, per cercare di salvare queste vite umane. Io lo rapporto invece a quello che sta succedendo oggi, dottoressa. Questi medici che ce la mettono tutta per salvare le persone, anche gli scienziati, con la ricerca, con tutto. Poi questo pazzo schiaccia un bottone, sono questi grandissimi della terra, e salta tutto. Saltano ospedali, saltano asili, saltano scuole. C'è una guerra diversa, è una guerra psicologica che sta distruggendo i nostri ragazzi. Sono loro che protestano contro le guerre. Sono loro che partono per portare aiuti a queste persone che non si riescono neanche più a capire. Avete visto le immagini terribili che vedete nei telegiornali, nei giornali. Eppure questi medici che continuano ad andare, continuano a prodigarsi, cercano anche di far arrivare proprio le persone, i casi più disperati, a essere curati. Ecco, questa figura di medico, cosa vorrebbe dire lei, dottoressa, a questi pochi che in un attimo
Qui ad esempio non puoi decidere se vuoi vivere o morire, essere tu a deciderlo, no? Devi fare tutta una burocrazia, le leggi. Questi qua però schiacciano un bottone e fanno saltare per aria tutto. Cioè non è che chiedono tu hai voglia di morire, certo. No. Mi lasci fare quello che... Certo. Cioè, dottoressa, cosa vorrebbe dire a questi pochi grandissimi della Terra che per poco tempo, perché loro sarà un passaggio, perché poi passeranno, dico io, prima o poi dovranno passare. Ecco, qual è il loro obiettivo? Ecco, un medico cosa direbbe a questi uomini veramente che io sono andati via di testa, non riesco a capire perché hanno talmente tanto di tutto che non si capisce dove vogliono arrivare, il perché distruggere quello che sarà anche il futuro poi dei loro figli e dei loro nipoti, avranno pure figli e nipoti. Allora, io vorrei dire due cose, no? Allora, la prima, che anch'io ho avuto un nonno, fatalità, prigioniero, deportato, e che proprio recentemente mio papà ha trovato in fondo ad un cassetto un piccolo libretto, piccolo così, che ha ingrandito e che raccontava cosa succedeva tutti i giorni. E leggendo la sofferenza che lui ha espresso, è una cosa che io non l'ho conosciuto perché è morto prima, mi ha sconvolto. Non so come una persona umana possa sopportare le cose che c'erano scritte là. Cioè una cosa che mi ha veramente distrutto, sicuramente come nipote, ma anche come persona. Lui era un alpino, fatalità, siamo anzi salutiamo tutti gli alpini, Genova, esatto, sono a Genova esatto, oggi. siamo appunto quando c'è la dunata, nel weekend della dunata, e quindi non riesco a capire come abbia potuto avere la forza di supportare questa cosa. E ricordo che la mia mamma e mia zia mi dicevano sempre che lui non parlava mai di questa cosa. Quindi posso solo immaginare la sofferenza interna che quest'uomo, che questa creatura possa aver superato. E lui, dopo che è tornato, ha dedicato la sua vita ai ragazzi. Lui era un maestro e quindi ha deciso di crescere questi ragazzi e teneva sotto le sue ali quelli più fragili, quelli che non sapevano, quelli che non avevano voglia di studiare, quelli che erano disagiati. E questa è una cosa che, secondo me, legandomi anche alla sua domanda, deve accompagnarci. Ai potenti cosa direi? Direi che il male porta al male, il bene porta al bene, e quindi direi che tutti noi insieme dobbiamo continuare a portare avanti il bene, non dobbiamo spaventarci. Prima la signora parlava della fragilità. La fragilità spesso è sinonimo di vulnerabilità. Noi non dobbiamo aver paura di chiedere, non dobbiamo aver paura di esprimere quello che abbiamo dentro, perché quello che abbiamo dentro, anche se magari è una sofferenza, può aiutare gli altri. E c'è sempre comunque qualcuno che può accoglierci, che può aiutarci. E di questo io sono assolutamente certa. Non può piovere sempre. No. Prima o poi uscirà anche l'arcobaleno, esatto, no? Assolutamente. Abbiamo Elena da Tiene. Vai Elena. Sì, buongiorno. Intanto non arrivo qui a caso. Sono rimasta senza TV da un bel paio di mesi e l'ho accesa questa mattina, si è accesa sulla vostra trasmissione. Ci sarà un po' guest o qualcosa. Buongiorno, io sono Elena Brunello, ho il progetto Antiviolenza a 360 gradi dal 2016. Sono una partita IVA, volutamente, un'imprenditrice che ha passato un bel inferno. Queste parole che sta dicendo la signora non solo le approvo in pieno, ma le vivo, perché Antiviolenza 360 è nato sulle macerie di una famiglia che è stata messa a dura prova, ma la fragilità di stare male, oltretutto sentirsi isolati, pensare che l'età non sia la conosco benissimo. Ecco, vi volevo soltanto dire che ci sono per tante persone che sto aiutando. Grazie a Dio il Signore mi ha dato la possibilità di tenermi comunque in piedi e ho sempre detto, da figlia di una madre che è stata rovinata dai psicofarmaci,
arriverò a vendicarmi, ma lo sto facendo aiutando le persone. Ecco, questo ma che volevo bella dirvi. Elena, che bella questa telefonata, veramente, guarda, grazie di cuore. Sai che io dico sempre che lassù qualcuno ci ama? Perché hai detto acceso la televisione, fatalità, guarda dove si è accesa la televisione, su canale 14 Sveglia Veneti. Un grande abbraccio per le parole che hai detto e complimenti veramente. È come se vuoi Elena, mi farebbe piacere ospitarti in trasmissione, ecco, sentire, perché hai detto delle cose importantissime. Quello che io penso è che dobbiamo fare squadra, non c'è niente da fare, dobbiamo unire le forze, perché qualcuno sta ancora tentando di dividerci, che il male, ecco, abbia forza sul bene. Questo non può accadere e per fare questo dobbiamo unire le forze. Allora, dottoressa Martì, ormai siamo al tempo scaduto, è terminato, con quale messaggio vuole salutarci, cosa vuole dire? Sa che io scrivo poesie, quindi fatalità, ho scritto una poesia sulla fragilità. Oh, che bella. E quindi vi saluto con questa. Colori diversi di una grande tavolozza, c'è il verde, la primavera, la vita, c'è il giallo, il sole, la luce, c'è il nero, la cenere, la sofferenza, c'è il blu, il cielo, l'infinito, c'è il rosso, il fuoco, l'amore. Siamo diversi, siamo simili, siamo fragili. Bellissima, complimenti anche alla poetessa, avete capito perché c'è questa sensibilità dimostrata anche dalle pazienti che hanno telefonato? Questa è la poetessa che cura le piaghe del mondo, a questo punto direi. Sentiamo anche Carola Speranza come ci saluta, con quale messaggio, Carola? Ma allora, io quello che vorrei dire è che anche quando sembra che non abbiamo nulla da raccontare, quando sembra che anche le storie vicino a noi non siano interessanti, in realtà tutti noi abbiamo sia una storia da riscoprire nel passato e sia delle storie molto interessanti da raccontare nel presente. Io ho anche questo progetto che si chiama proprio Grandi Storielle, che è il progetto anche che ho portato con l'associazione Una mano per un sorriso for children in Kenya, proprio per far scoprire ai ragazzi che anche se possono sembrare storielle, perché ci sentiamo magari piccoli, quasi sempre ognuno di noi ha un messaggio grande che può veicolare. Sai Carola cosa penso, e lo dico anche a Paola che è qua seduta, che ci sta ascoltando. Ieri ho avuto uno scrittore, Giuseppe Vanzella, il quale ha raccontato, proprio in merito anche a quello che si parlava delle fragilità e del diverso, di questo amico che aveva perso un po' il percorso, ecco, si sentiva disperato qui, non riusciva a trovare la casa, la storia, il suo vissuto, si lamentava sempre. È andato in India, ha fatto un percorso in India, è passato mesi, poi è tornato e fatalità l'ha incontrato e gli ha detto una cosa, e lo dico a Paola, gli ha detto: sai Giuseppe, io non avrei mai immaginato cosa mi sarebbe successo andando in India. Ho capito la fortuna che ho avuto e che ho di vivere in Italia, di quello che ho, perché ho visto cosa vuol dire proprio non aver niente. Ho visto cosa vuol dire essere dei disperati, nascere su un marciapiede e morire su un marciapiede per tutta la vita. E quando sono tornato qua ero un'altra persona, sono un'altra persona e godo di tutto quello che ogni giorno posso usufruire. Vedi Paola che forse avevamo visto giusto, forse magari leggendo queste storielle là, facendole leggere a questi ragazzi che hanno alzato troppo l'asticella, forse riusciranno proprio a abbassare tutta l'asticella, non so, ma perché non provarci? Pubblicità.
presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Andrea Carniato, referente Triveneto Basket, ex giocatore. Abbiamo anche Marcello Reato, ex arbitro, visto che parliamo anche di arbitro in questi giorni, magari sentire cosa dice anche Marcello Reato. 50 anni di attività di basket, Spezia Olympics. Allora, partirei proprio da Andrea Carniato. Allora, Andrea, soprattutto il mondo delle fragilità, nel mondo dello sport, che danno il massimo. Abbiamo visto anche le medaglie che sono arrivate anche quest'anno, soprattutto con queste, chissà perché io non le posso neanche nominare, Olimpiadi, che è? Olimpiadi, e soprattutto il lavoro, la fatica, l'impegno, la costanza, perché queste persone quando escono da casa trovano il mondo da affrontare, non è facile. Eppure l'obiettivo è quello di riuscire a esserci e di riuscire a partecipare. Io mi ricordo quella ragazza che mi ha detto: sai Mirella, non è tanto vincere, è esserci. Io c'ero, io ho partecipato, chi se ne frega, se vinco meglio, però ho partecipato. Cosa vuoi dire Andrea? E grazie di essere qui Andrea Carniato. Grazie a te dell'invito. No, sicuramente stiamo parlando di atleti. Sì. L'aspetto legato alla disabilità è relativo. Per arrivare a certi risultati devi avere una preparazione costante e devi avere una forza di volontà molto, molto importante. Io mi seguo prevalentemente i ragazzi che hanno disabilità intellettive e relazionali. E sì, è vero, vincere non è importante, è partecipare, però per ognuno di loro la vittoria non è necessariamente con la pallacanestro avere 2 punti in più. La vittoria può anche essere riuscire a fare un canestro, riuscire a prendere una palla, riuscire a fare un tiro. Poi c'è la disabilità più lieve che consente di vedere i tabelloni e di capire se la partita è punto a punto e quanto manca alla fine, come devo giocare, eccetera. E c'è invece chi, ripeto, gli è sufficiente riuscire a fare qualcosa di... il tiro che magari di solito non riesce a fare, perché non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa non uscivano neanche di casa, erano considerate quasi delle disgrazie, no? Mamma mia. Quanto hai ragione Andrea. E invece lo sport, soprattutto quello unificato, quello che facciamo noi, dove gli atleti con disabilità giocano insieme ad atleti partner normodotati, è un veicolo fondamentale per l'inclusione sociale. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto. Sono arrivata un po' in ritardo, volevo fare i complimenti a quella brava dottoressa che aveva prima là. Veramente ci vorrebbero più persone come lei al mondo. E grazie infinite di tutto. Buona giornata. Grazie a te cara Gabriella. Allora sentiamo anche Marcello Reato cosa vuole dire su questa situazione. Anche io la trovo un po' imbarazzante per noi addetti ai lavori, nel senso che diciamo, ma perché questo genitore si vergogna, come ha detto Andrea, di portare questo ragazzo a vivere la quotidianità anche sportiva? Delle volte non sono i costi. Io sono convinta che dobbiamo ancora scalfire certe barriere mentali, psicologiche. Io dico spesso che sono rammaricata a volte quando non mi firmano la liberatoria per portare questi ragazzi a divertirsi, perché qualcuno dice si sta strumentalizzando la persona, vuoi strumentalizzare. Abbiamo ancora queste realtà e quelle che dobbiamo parlarne, perché le altre sono brave, perciò è inutile che andiamo a parlare a quelli bravi li abbiamo già. Ecco, tu cosa vorresti dire a quei genitori che fanno ancora fatica ad accettare, a capire che hanno una creatura meravigliosa? Non so se riusciremo a trovare quei miei bravi tecnici, ma non credo, questo spot di Spezia Olympics, che è bellissimo, questa ragazzina, è fantastico, guardate. Cosa vuoi dire tu a questi genitori, oppure a quella società che ancora chiama, invece di chiamarli per nome, ancora disabile, ecco, handicappato, perché così facciamo che non l'etichetta. Si può più dire, non è giusto dirlo. Ma lo dicono e bisogna dirlo perché si dice, si sente.
E perciò dobbiamo iniziare proprio a fare un cambiamento culturale anche su questo, non etichettare ma chiamare col loro nome. Prego. Certo, no, bisogna fare un cambiamento culturale sicuramente, e già tanto è stato fatto, ma soprattutto bisogna capire che se vogliamo essere inclusivi, come si dice, dobbiamo noi per primi includere noi stessi e le persone che hanno... Io vedo che se io come arbitro, se tratto questi giocatori in maniera diversa, loro si arrabbiano, lo sentono. Loro hanno bisogno di sentirsi come le persone normodotate, con i loro limiti che, come diceva Andrea, c'è chi ha delle problematiche grandi, c'è chi ne ha più leggere. Però se noi li trattiamo normalmente, loro sicuramente avranno un'autostrada privilegiata per percorrere la loro vita. Una volta le persone venivano nascoste, no? Io ti dico, io sono molto legato a loro perché ho avuto una zia che aveva la sindrome di Down e lei all'inizio era stata messa proprio da ragazzina era stata messa nascosta al famoso Cottolengo di Torino. Poi è stata portata qui da noi e è esplosa nella sua meravigliosa serenità di vita e è vissuta bene perché è stata inclusa ed è stata vista come una persona normale. Anche perché sono delle persone che hanno delle capacità enormi. Io aggiungo che, Marcello sa, noi, ripeto, l'ho detto prima, facciamo lo sport unificato, dove giocano assieme ragazzi con disabilità e normodotati. Non è che dobbiamo insegnare, attenzione, sicuramente l'attività in campo degli allenatori, degli arbitri, dei giocatori è quella di aiutare, ma credimi, è tantissimo quello che noi impariamo da loro. Non ho vergogna a dirti che io ormai sono 15 anni che seguo questo gruppo di ragazzi, oggi abbiamo 70 tesserati, quindi è una società abbastanza importante con 4 squadre. Io sono convinto che ho ricevuto molto di più di quello che ho dato a loro e in campo non ho li tratto da persone, punto. Allora andiamo a vedere quello che stiamo facendo. Lo so che è tardi, ma non sono io che faccio gli inviti. Per oggi a Ponzano Veneto ci sarà la presentazione di questa bellissima mostra itinerante, Io ci sono. Questo titolo l'hanno creato i ragazzi, le ragazze che fanno parte di questa mostra con i loro genitori, perché questi genitori, questi ragazzi sono stanchi di essere sentiti all'angolo. Eccola qua, questa è una scrittrice che ha scritto questo libro bellissimo che oggi, se qualcuno vorrà, potrà trovare a Ponzano Veneto, perché è la terza tappa che facciamo. Io sorrido a me stessa, si intitola. Lei ha raccontato qui a Sveglia Veneti: certo che ho un lavoro, fortunatamente non lo so, però sono all'angolo, non riesco a far strada, non mi lasciano. Pensano che io non sia in grado di farcela e invece io conosco le mie potenzialità, io conosco che potrei farcela, potrei arrivare, ma non ce la faccio. E lei ha deciso di metterci la faccia, il volto, con altre persone, con altri genitori che adorano questi ragazzi, però che non riescono a capire perché i loro figli non vivono la quotidianità degli altri. Vale nel mondo dello sport, vale nel mondo dell'arte, vale nella quotidianità normale. Allora vi invito tutti, ecco, se siete liberi, alle 15 a Ponzano Veneto, di fronte al municipio Pala Cicogna, perché non sono mostre interne. Fotografo Enrico Colussi, che sa cosa vuol dire la parola disabilità, che io odio, infatti li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, ha voluto fare una rigenerazione urbana, mettere queste foto su degli edifici smessi, abbandonati, magari anche lungo strade importanti. Questa è una di queste oggi, di fronte al municipio, al Pala Cicogna, questo edificio.
perché la gente deve vedere e ogni foto ha il nome di questa persona. Io ci sono, guardami, salutami, toccami, accompagnami se io non riesco magari a fare anche qualche disciplina sportiva, perché quello che rammarica è che non è vero che non ci sono i soldi o la volontà di aiutare, è perché non facciamo squadra, non uniamo le forze. Allora io non so dove sei, tu non sai dove sono io ho bisogno di te, ma come faccio a aiutarti se non ti conosco? Ecco, io ci sono e anche questo, conoscerci, capire che abbiamo un nome, un indirizzo, un punto di riferimento che può essere anche il sindaco, perché no? Chiamo il sindaco e dico io avrei bisogno di aiuto, chi posso chiamare? Ma il sindaco non può fare tutto, c'è un servizio sociale che dovrebbe funzionare a 360 gradi, non finire al venerdì a luna. Stiamo parlando di sociale che è come un ospedale, cioè il sociale non si ferma il venerdì alle 13, il sociale deve andare avanti. Mirella è chiamata il sabato, la domenica Mirella c'è, non è che Mirella dice no adesso ho finito, vado a casa. Io ci sono, vado, cerco di aiutare. E allora cosa c'è che non funziona? Come unire le forze, perché siamo noi che dobbiamo cercare di unire le forze, perché una certa politica tende ancora di dividere, di criticare invece di capire che forse anche lei deve mettersi in prima linea, perché noi abbiamo bisogno di loro, noi che facciamo senza di loro. Cioè è inutile dire la politica non mi... No, la politica interessa, la solidarietà è aiutata dalla politica, ma chi aiuta? Cos'è la solidarietà? Cos'è l'inclusività anche nello sport? Prego. Marcello. Io sono d'accordo con te, bisognerebbe che tutti remassero nella stessa direzione. Infatti noi abbiamo trovato un bel gruppo di persone che mi hanno poi incluso, scusatemi, e hai ragione, bisogna sempre andare in cerca di qualcosa, ma non sappiamo dove andare in cerca. Dovrebbe essere un lavoro comune che ci porta a fare qualcosa per migliorare la vita di questi ragazzi e farli sentire sempre più inclusi, perché alla fine la parola è solo quella, loro devono essere inseriti nella società alla stessa maniera in cui siamo inseriti noi persone normodotate. Purtroppo, come dicevi tu, io vado dal sindaco e il sindaco a chi si rivolge? Io vado dal... Noi per esempio abbiamo un amico, penso, nel comune di Treviso che aiuta molto loro come società e come organizzazione, però probabilmente se ci fosse più organizzazione ampia ci sarebbero minori problemi, possibilità di fare molte più cose, perché purtroppo ci sono società che si danno da fare, società che magari vengono limitate e mi dicono ma per l'amor di Dio. Poi anche adesso nello sport inclusivo stanno nascendo diverse fazioni e invece di lavorare tutte insieme portano via le persone da un gruppo all'altro. Un percorso lungo. Un percorso lungo, difficile. Ed è stata fatta anche tanta strada, bisogna anche essere sinceri e obiettivi, no? Ad esempio... Tanta è un po' troppo grande, qualcosa si è fatto di buono, insomma, diciamo che negli anni le cose sono cose che sono cambiate e stanno cambiando. Dopo passare da strumentalizzare la cosa è un attimo, per cui anche lì bisogna fare sempre un po' di attenzione. Certo che se culturalmente facciamo tutti un passo in avanti e ci mettiamo nelle condizioni di imparare, di capire che stiamo parlando di persone, che io non sono diverso da voi non siete diversi da me, e tutti noi abbiamo qualcosa che non sappiamo fare. Io non so stilare, Marcello magari non sa cucinare, allora cosa siamo? Diversi da qualcun altro? No, siamo... Però mettendosi insieme uno cucina e l'altro stila magari, qualcosa. Ecco che inizia a fare la squadra. Quindi bisogna fare chilometri ancora. Ma non è il problema di fare i chilometri, perché io penso che tutti noi abbiamo voglia di farli, non è che ci tiriamo indietro. Il problema è che dobbiamo farli assieme, come ha detto Marcello. È là il problema grande, perché se ognuno fa i propri chilometri da solo, alla fine è come non fosse partito e non avesse fatto niente. Oppure li fai in quel momento, quel giorno, però poi tutto passa e tutto si disperde. È bello, sarebbe bello nell'ambito sportivo, io credo che farebbe molto bene, Marcello, correggimi se sbaglio, che
tutti i ragazzi facessero o provassero a fare un'attività assieme a dei ragazzi magari meno fortunati. Questo consentirebbe a tutti quanti di capire le proprie fortune e consentirebbe probabilmente anche di migliorarsi, ma non migliorarsi a livello sportivo, migliorarsi a livello mentale? Di capacità, di capire quello che dobbiamo fare. Invece oggi il cellulare, il computer, ormai non si ritrova neanche più, perché i ragazzi, io mi ricordo quando da bambino andavo a giocare in parrocchia, era sempre pieno di gente, oggi non c'è più niente di tutto ciò e quindi la società sta girando in un modo portando a far sì che queste persone, cioè che i ragazzi in genere, non vivano la quotidianità. Sì, però vedi Andrea, il problema è che non è colpa loro, perché non tutti i genitori, perché ce ne sono di bravissimi e come dico tutte le mattine ci mancherebbe a sparare nel mucchio, però se tu a 4 anni cominci già a dare il telefonino, cominci a dare già il giocattolino perché così ti lascia in pace invece di rispondere ai suoi perché, a questa curiosità, e perché è curioso, è una spugna il bambino, non puoi pretendere che poi a 14-15 anni, se non fai un percorso corretto, questo bambino non vada fuori di testa. Pensate, ve lo dico, che è stata ricoverata una ragazzina perché si è trovata con l'intelligenza artificiale, con l'algoritmo, l'amica del cuore. Perciò lei non esce più neanche di casa, non fa più niente, è solo in contatto con questa amica. Fortunatamente qualcuno si è accorto e adesso sta facendo un percorso anche importante. L'ospedale Mestre, si è visto. Cosa vuoi dire? Ecco, Marcello, so che hai sentito, ecco, noi siamo i primi a sentire queste cose, non so il perché, però a noi arrivano. No, io l'ho visto sui giornali ieri e ho sentito anche nelle vostre televisioni, che io seguo bene. No, io dico una cosa, che questi ragazzi sono ognuno in mezzo agli altri, ma sono soli, perché non si parlano uno con l'altro, ma si scrivono col telefonino da qua a là, da un piano all'altro di una casa, dalla scuola, in palestra si scrivono per dirsi ma parliamoci, confrontiamoci, che alla fine è la stessa cosa di quello di fare squadra, stiamo insieme. Noi siamo delle persone fatte per stare insieme e meglio stiamo insieme e meglio sarà il mondo, più bello sarà il mondo. Ok, questo è un po' un pensiero che puoi dire tu sei sempre un sognatore, però bisogna anche crederci, bisogna buttarla. Noi, quando lui mi ha chiamato 10 anni fa, io non pensavo che questo basket unificato Special Olympic potesse avere questo successo, pensavo. Poretti. Invece è una cosa meravigliosa che mi ha fatto crescere come persona. La prima parola Poretti. Ecco. No, certo, ma la gente, io dico quello che pensa la gente. È Poretti, ma Poretti che lui ha detto una cosa giusta, ci insegnano tante di quelle cose. E io dico sempre, ogni torneo che facciamo, ogni partita che facciamo, io ne esco arricchito. Mi sento una persona migliore per mezzo. Adesso lui ha lanciato a me un'idea meravigliosa che io non ci pensavo. Dobbiamo trovare anche degli arbitri che vengono a arbitrare con noi, che siano dentro, cioè essere arbitrati dalle stesse persone che giocano. Bello. Quando impareremo, questa è una frase che dico sempre, quando noi impareremo a guardare la disabilità, no, cioè il ragazzo che gioca non per la sua disabilità, poveretto, ma per la sua abilità. Certo. Faremo un cambio e non mettiamo più l'etichetta, ma lo chiamiamo per nome, questa persona. È una linea sottile, no? Ma che fa tutta la differenza del mondo? Certo. Infatti un medico molto famoso che io conosco da tanti anni, l'ultima volta che l'ho incontrato, mi ha detto tu stai sbagliando, tu non devi dire diversamente abile, perché gli dici qualcosa di negativo. Sono persone che hanno delle diverse abilità. Vuol dire che hanno un'abilità diversa dalla tua, dalla sua. Ma devi chiamare diversamente agile perché si muove in maniera diversa. No, abile, diversamente agile, perché tu usa la carrozzina come noi usiamo la macchina per spostarci, giusto? E allora la sua agilità
è conforme il mezzo No, certo, che ha, certo. perciò diversamente agile. Vabbè. Però quello che io volevo capire, questi messaggi che arrivano, anche ieri avevo sentito questa Venezia, questa serie A, questa serie B, questa serie C, che non si capisce, 100 milioni. Ma cosa ho detto? Ma vuoi capire male? 100 milioni si parla di una squadra. E poi non si trovano i soldi per cambiare le ruote a queste carrozzine, magari, che sono indispensabili. Ti te ridi, mi viene mica, ho sentito ieri questa cifra qua, ho fatto un salto veramente. Ma scusa, ma 100 milioni una squadra. Allora non è che forse bisogna rivedere anche il mondo dello sport, questi arbitri, la polemica, ecco, la critica di questi arbitri. Andrea, cosa no, perché dobbiamo anche parlarne di queste robe qua, perché se leggiamo solo e non facciamo i commenti, bisogna anche commentare. Di arbitri non voglio parlarne. No, niente. Come mai non volete parlare di arbitri? Che invece Mirella è curiosa. No, parlo io. No, lo dico apposta perché c'è Marcello. Però anche tu, ecco, sentendo queste cifre, la polemica. Quello è un altro, purtroppo, questo è un altro discorso, economica, è prettamente economica. Il mondo va avanti così, più do possibilità di guadagnare e più posso investire su quel mondo lì. Poi oggettivamente pensare che una squadra come il Venezia possa costare un'annata sportiva milioni, decine e decine di milioni di euro. 100 milioni, ma vi rendete conto? Almeno questa è la cifra che hanno detto, dopo non si sa. Sì, però non lo so, anche sinceramente seguo poco il calcio, anche per questo motivo. Però c'è un tale interesse sotto, dove magari quei 100 milioni in realtà possono anche concettualmente essere una cifra ragionevole. È un paradosso quello che sto dicendo, ma se questo mi fa muovere dietro altrettanti milioni di euro. Se io parlare del Venezia, cioè non è che se voglio parlare, cioè non ho capito, con tutto il rispetto che ho per il Venezia e per il calcio Venezia. Però ragazzi, sono cifre, possiamo stare anche a buttare fuori, non parteciperemo neanche ai mondiali, cioè capite bene che con queste cifre a volte non ti arrivi neanche. E noi abbiamo fatto a tempo a vedere la finale, vincere i mondiali. I nostri figli non hanno neanche visti partecipare, quindi. Allora, sentiamo Marcello. Allora, il problema è questo. Tu dicevi giustamente del Venezia. Il Venezia non è più una società di calcio o una società sportiva che rappresenta Venezia, i veneziani e tutto quello che gravita intorno a Venezia. È diventata un'azienda. Con una proprietà americana. Una proprietà americana. Noi stiamo importando dall'America, che a livello sportivo dovrebbe insegnarci, magari non nel calcio, ma nel basket, nel baseball, nei cosiddetti giochi americani. Ecco, dovrebbe insegnarci la parte migliore dello sport. Invece loro purtroppo prendono queste attività come un'azienda, mettono dei soldi, devono farle funzionare e a fine anno devono avere un C'è la multinazionale che non prende più l'azienda classica, ma va nello sport. Il Venezia Calcio è un'azienda, come tutte credo ormai le grossi, ma anche nel basket è così, credo che anche nella pallavolo. Tutti questi grossi sponsor che entrano se... Allora tutti vogliono comprare il giocatore migliore, e quindi nascono le famose voglia di spendere soldi per il giocatore migliore, e quindi i costi aumentano. I biglietti, i costi per vedere le partite aumentano sempre di più. Forse è meglio che noi sportivi facciamo un passo indietro e diciamo no. Anche perché vedi che ormai tanta gente non va neanche più allo stadio, al Palasport, è vero, perché è tutto in televisione, se lo vedono seduti a casa in televisione, come vedere un film, e soprattutto i ragazzi non fanno più sport, perché guardano queste cose qui. Il ragazzino che nel nostro caso nella pallacanestro vede il campione americano che fa quello che fa in NBA e è miliardario, vuole diventare come lui. Adesso c'è questa grande polemica che tutti questi ragazzi giovani che noi avevamo e venivano curati dai vari settori giovanili stanno andando tutti negli Stati Uniti con le borse di studio perché li vendono i giocatori. Perché adesso per l'Università X è un vanto avere Andrea Carniato, giocatore di Treviso, che va a giocare con loro. Che poi duri un anno, duri 2, duri 3.
È un mondo un po' particolare, dovremmo tornare forse alle origini, che come diceva lui si andava in patronato, 2 palloni, si giocava e chi che ne era avanti uno contro l'altro, si giocava tutti insieme. Centinaia di milioni di euro per poi riuscire a creare un settore giovanile e una squadra nazionale, un'attività prolifica eccetera, è un film con un risultato apprezzabile. Purtroppo il calcio non va ai mondiali da 20 anni, la pallacanestro fatica a livello europeo. Quanti giocatori italiani ha il Venezia? Forse neanche uno. Il Como, che è una delle squadre leader adesso in Italia, ha un giocatore italiano che ha giocato mi pare 10 minuti in tutto il campionato. Sono tutti stranieri. Allora andiamo a vedere anche questi bambini, sport, scuole e poi commentiamo. Andiamo a sentire e a vedere. Siamo partiti con 3 scuole nel comune di Treviso, grazie alla collaborazione proprio con il comune, oggi ne annoveriamo 12, quindi abbiamo quadruplicato il numero. Siamo inseriti nel programma scolastico formativo di ogni anno, eroghiamo delle ore formative di basket, volley e rugby a 600 bambini della città di Treviso da novembre a marzo. La cosa importante qual è? È capire che lo sport è un gioco, ma è un gioco che può insegnare e trasmettere dei valori importanti, soprattutto per la crescita e il futuro delle nuove generazioni. Presentata alle scuole primarie Ciardi la 4ª edizione del progetto promosso da Verde Sport in collaborazione con il Comune di Treviso per diffondere tra i giovanissimi l'amore per lo sport, offrendo gratuitamente 400 ore di lezioni di basket, volley e rugby direttamente nelle palestre dei plessi scolastici coinvolti, grazie agli istruttori dei settori giovanili di Benetton Rugby, Benetton Basket e Volley Treviso. E poi a fine anno una festa per tutti in Ghirada per celebrare quei valori che una sana pratica sportiva trasmette. Il trasporto dei bambini il giorno della festa finale, che verrà fatta a maggio in Ghirada, viene gestito e sovvenzionato dall'amministrazione comunale, dall'ufficio scolastico, e sono 500 bambini che da tutti i plessi sparsi in giro per la città si recheranno in Ghirada per una mattinata all'insegna dello sport e del divertimento. Alle Ciardi si affiancano quest'anno le nuove adesioni delle scuole Don Milani e Valeri, mentre vengono confermate Bindoni, Manzoni, Masaccio, Primo Maggio, Prati, Azzoni, San Giovanni Bosco, Carducci e Toniolo. Ma altre scuole potrebbero aggiungersi il prossimo anno. Molte infatti sono le richieste anche di chi è rimasto fuori e il sindaco ha un sogno, anzi 2. Il mio sogno è quello di riuscire davvero a coinvolgere tutti i bambini della nostra città, perché più sport li facciamo fare significa che passeranno meno ore davanti ai videogiochi, davanti ai computer, davanti alla televisione, e più ore in un campo da basket, da pallavolo, piuttosto che da rugby, così come possono andare a fare qualsiasi altro sport che la nostra città è in grado di offrire. Ho dato anche un compito a questi bambini: convincere i loro genitori a far sport, perché non dobbiamo guardare solo i bambini, ma dobbiamo pensare che anche per la salute degli adulti fare sport è molto importante. Allora, Andrea Carniato, abbiamo visto bellissimo progetto, però abbiamo sentito certe scuole, non tutte le scuole. Ma io non devo mica essere fortunato ad avere quella scuola, essere in quella scuola, avere quell'insegnante. Cioè io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E lo sport fortunatamente è stato scritto anche nella Costituzione, recentemente, ma è stato scritto, è nella Costituzione. Non pensi che forse sarebbe proprio il tempo di capire che forse già dall'asilo e poi dalle elementari iniziare a fare queste discipline e attività motorie molto importanti per arrivare poi magari alle elementari e alle medie a essere anche più agili? Qui abbiamo l'obesità, abbiamo i pediatri che sono preoccupatissimi e se ne parla pochissimo. Abbiamo il problema dei genitori che sono sempre molto impegnati e perciò non sappiamo se riusciamo, e quelli che riescono invece di mandare il figlio in bicicletta, ma che faria anche bene, abbiamo anche piste ciclabili adesso, perché e li porta qua a macchina fin davanti l'ingresso di a palestri, porta il zaino, tutto loro, perché poveretto. Cioè possiamo parlare a questi genitori e forse anche alla politica, che a mio avviso dobbiamo fare come una volta l'educazione fisica, anche alle medie, obbligatoria,
e veramente era un momento anche per capire chi eri, cosa sapevi fare. Io ho cambiato tanti di quei sport, ero brava a correre ad esempio, ecco, che ho proprio sfortuna perché c'è una vita che corro, sempre corro, però mi usciva bene, ma l'ho capito perché ho iniziato a frequentare i famosi giochi della gioventù, quanto belli erano, avevamo i posti, ho perso tutto, e poi diamo la colpa, no ma mica mia voglia fa niente, siete usati E allora Andrea, cosa vogliamo dire? Perché noi dobbiamo accompagnare, cioè non possiamo sempre dare la colpa, dai Andrea, ai bambini, ai ragazzi cattivi, violenti. A disposizione. Dai, vai. Perché qua possiamo parlarne per giorni. Allora, non ci sono colpevoli, ovviamente. Diciamo che la società abbiamo detto prima, è in continua evoluzione e porta sempre a minori contatti e a frequentare il meno possibile il resto della società, no? Il resto dei ragazzi del paese. Abbiamo sicuramente dei problemi strutturali a Treviso, cioè palestre qua sono poche, non bastano. Qualcuna con parecchi problemi, qualcuna un po' meno, diciamo che ci sarebbe molto da lavorare. Posso dirti da allenatore che hai ragione, i bambini arrivano, i ragazzi arrivano e di fare una capriola o di saltare una corda è un problema peggio di un'operazione di matematica lunga come questo foglio. Avrebbero bisogno che venisse fatto un'attività all'interno della scuola, all'asilo, alle scuole elementari, alle scuole medie. Ma se non hanno neanche le palestre per farlo, cioè mia figlia ha fatto per un paio d'anni elementari e ha fatto ginnastica nel corridoio. Ora non è che possiamo pensare che imparino a fare le capriole nel corridoio della scuola, cose che non vengono neanche più insegnate, anche perché passando allo sport professionistico non ha importanza il saper giocare uno sport, no? Avere la tecnica e le basi dello sport. L'importante è correre veloci da una parte all'altra del campo. Come sono questi ragazzi che tu vedi, poi sentiamo anche Marcello? Sì, duri? Di più? Dura? Prima ti ho detto apposta, e lo ripeto, ai ragazzi fare un'attività con dei ragazzi con abilità diverse farebbe molto bene. Perché imparerebbero si renderebbero conto di quanta fortuna abbiamo e di quanto poco la sfruttiamo. Qui oggi basta sperare di diventare professionisti per avere grandi stipendi, fare meno fatica possibile, il sabato e domenica se sono a casa e libero di andare in discoteca meglio. Lo sport è sacrificio. Marcello ha fatto l'arbitro, ha girato l'Italia e l'Europa per tanti anni, lo sa. Io non ho fatto il semiprofessionista e i miei 18 anni li ho passati in palestra 5-6 volte alla settimana ad allenarmi. Però se vuoi riuscire ad avere dei risultati, ma nel lavoro è la stessa cosa, non è che ti arriva tutto per grazia ricevuta. Mio marito è stato un ex calciatore e quando mi racconta la strada che si doveva fare per andare a allenarsi, vento e piova, bicicletta magari, oppure la partita, bombi fradici come diceva una volta, ma chi se lamentava? Nessuno. La gioia di giocare, di fare squadra. Quale tempo brutto, tempo bello, si giocava e basta. Freddo della Madonna, calzoncini corti e via. E forse dovremmo ritornare a fare questo. Perché qua quando che si vede, oh la mamma mia, guai. È anche colpa di noi genitori. Non l'ho detto io, No, l'ha detto Andrea Carniato, è colpa anche di questi genitori, Sì, ma mi metto dentro anch'io, sì, vestiti, ma piove, ti porto io, bisogna che la porta della macchina fa sì che apra aprire la porta della palestra, perché sennò si bagna. Sì, dopo anch'io andavo in bicicletta, ma non si può più fare Marcello, oggi. dai, una volta. Allora, a me dicono sempre tu non sei genitore perché io non ho figli e quindi non puoi capire. Ecco. Invece probabilmente io riesco a giudicare in una maniera più distaccata da fuori.
Allora, sti ragazzi innanzitutto, cosa principale, dovrebbero fare attività sportiva nelle scuole, come si faceva una volta. Perché se voi pensate che per fare una qualsiasi attività sportiva in Italia un genitore deve pagare dei soldi, io lo trovo ingiusto. È figlio di soldi. Esatto, perché per andare a fare basket, calcio, tutti gli sport che vuoi, devi pagare perché giustamente le società hanno delle spese, devono rientrare, devono pagare gli istruttori, gli allenatori, le palestre, eccetera, eccetera. Invece se fosse tutto tramite la scuola che inizia, che è una cosa gratuita, perché il percorso diciamo, di un ragazzo è anche con l'educazione fisica, è una materia che deve insegnare, oltre a fare bene le cose proprio atletiche, tecniche, anche il proprio corpo, a conoscere perché le gambe si muovono così, perché le braccia si muovono così, perché respiriamo in una maniera e il cuore deve battere in una maniera. E secondo me sarebbe anche un insegnamento che porta questi ragazzi a crescere proprio in Europa. Io ho avuto la fortuna di andare 4 estati negli Stati Uniti a fare attività di arbitro di basket, ma è un mondo completamente diverso, come ho avuto la fortuna di vederlo nei paesi dell'est. Cioè, lo sport fa parte del percorso di crescita scolastico educativo. Addirittura io ho assistito nei paesi della ex Jugoslavia alle scelte pigliavano tutti i ragazzi che volevano andare, gli facevano fare determinate cose di atletica e quando avevano finito dicevano tu puoi fare questo sport, tu sei più adatto a fare questo, e sceglievano i giocatori di basket in una maniera, i giocatori di calcio in una maniera, quelli che potevano fare in base alle attitudini che avevano. È così che si dovrebbe fare, però come dice lui non ci sono le palestre, anche se qui secondo me sarebbe obbligatorio fare una palestra in ogni scuola di qualsiasi livello sia, perché appunto se noi facciamo capire che l'attività sportiva fa parte anche di un percorso di crescita, come dici tu, poi obesità, i bambini mangiano male, i bambini si mettono sul divano. Non so cosa fare, faccio il bullo, la bulla, perché sto di annoiarmi, se allora, invece sei impegnata, forse anche a nonno te capifiate e fa il bullo a bulla dopo. Quando hanno creato i Giochi della Gioventù era una cosa meravigliosa, adesso li hanno ricreati col nome Giochi della Gioventù, ma con un sacco di blocchi all'interno che gli insegnanti alle scuole dicono no, non ci vado. È apprezzabile il video che hai fatto vedere prima di Verde Sport, che è entrata nelle scuole, no? Peraltro ti dicevo, noi come baschettori abbiamo partecipato, siamo stati coinvolti nell'ultima giornata alle scuole Azzoni con una piccola attività, e un paio dei nostri ragazzi sono andati a giocare assieme. Bravi. Peraltro noi con Verde Sport e con Treviso Basket collaboriamo in entrambi le cose, per cui io mi sento di dare loro delle opportunità e dirgli bravi per quello che fanno. Il problema è che non dovrebbe, che è quello che stava dicendo adesso Marcello, che non dovrebbe essere questo, cioè non dobbiamo far sì che il Treviso Calcio vada nella scuola, la pallacanestro attraverso chissà quale società vada nella scuola, la pallavolo vada nella scuola, deve essere la scuola che fa l'attività e dice ai ragazzi, ma io ho scoperto che mi piace giocare a pallavolo, ok, abito a Treviso, vado a giocare a Treviso, abito a Silea, vado a giocare a Silea. Invece noi stiamo facendo il giro contrario. Sì. Le università americane, lo sport è un veicolo per il loro futuro e chi va all'università... Famosi anche college, tutti sono così. Fanno un'attività sportiva di base che gli consente poi di farne anche un lavoro un domani. Certo. E di trovare anche l'amico, l'amica, si forma la squadra, certo. Poi nella squadra c'è quello che vado più d'accordo, ecco l'amicizia, è questo che voglio. Andiamo a vedere allora Spezia Olympus, questo video bellissimo, andiamo a vedere.
Allora, come commentiamo questo video? Chi parte? Andrea parti. Dai, parti Andrea. Vabbè, per me Special Olympics è un po' giocare in casa perché sono referente per il nord-est della pallacanestro, faccio parte anche dello staff tecnico nazionale. Domenica, questo era uno spot di un Play the Games nazionali, questa domenica a Marino di Piave faremo le finali del torneo Special Basket Nord-Est. Ecco, sentite. Avremo 28 squadre, in contemporanea ci saranno anche le finali del calcio, per cui Mareno, le due palestre di Mareno che sono adiacenti, ecco, questa è una bellissima struttura sportiva. Ne abbiamo di belle, Sì, ce ne sono di belle, assolutamente sì. Ce ne sono qualcune di migliorabili, ma con avrebbero anche grandi potenzialità. Chiudiamo la parentesi perché... Però l'abbiamo detto. Esatto. Finali del nord-est, appunto con 28 squadre, e ci saranno partite dalle 9:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio e a seguire le premiazioni. Squadre che arrivano da tutto il Veneto, Verona, Padova, Venezia, Treviso e ovviamente i vari comuni esterni, Belluno con Feltre. Abbiamo una squadra da Como che partecipa da alcuni anni con il nord-est e quindi sarà un momento importante per i ragazzi che avranno la possibilità di ritrovarsi, di giocare assieme. Molte di queste squadre, poi abbastanza di queste squadre, si ritroveranno poi a metà giugno, dove in Ghirada organizziamo un torneo internazionale che quest'anno sarà la 13ª edizione. Stiamo parlando del torneo più grande d'Europa e Eurasia. Pensate. 42 squadre, di cui 13 stranieri. Avremo, oltre a Marcello come arbitro, ne avremo 17 di stranieri con 5 americani. Sono tutti volontari. Certo. La nostra è un'attività prettamente... Tanto può cambiare. Ma è così, vabbè, è come lo sport, finché è volontà, finché si è amatori, dilettanti è un discorso, quando si diventa professionisti cambia tutto. Cambia molto. E stiamo parlando di un torneo di assoluta valenza numerica, perché abbiamo 400 persone che dormono a Treviso per 3-4 notti, 650 atleti, abbiamo una convenzione con l'Università di Verona che ci manda più di 50 ragazzi, studenti di scienze motorie, a fare un tirocinio. Studenti di scienze motorie, guardate che è fondamentale questa professione in futuro. Vengono a fare il tirocinio durante il torneo. Insomma, conto di avere tra spettatori che vengono a vedere, curiosi, genitori, gruppi eccetera, di avvicinarmi a migliaia di persone al giorno. Al giorno. Allora andiamo a vedere anche l'altro servizio e poi lo commentiamo. Attraverso lo sport l'inclusione di ragazzi con disabilità intellettiva. Questo è l'obiettivo promosso da Special Olympics con la provincia di Padova, che ha avviato un progetto per coinvolgere società sportive e le scuole del territorio per favorire l'opportunità di preparare nuovi atleti. Con Special Olympics si concretizza la vera inclusione, cioè ragazzi che hanno disabilità intellettiva che possono crescere, giocare, divertirsi insieme agli altri, perché questi giovani possono essere cittadini attivi delle nostre comunità e della nostra società. Comune capofila di questa agenda Mestrino, dove già nelle scuole si svolgono programmi sportivi di inclusione. All'interno delle scuole noi introduciamo degli specialisti che paga il Comune per l'introduzione a quella che è la motoria, quindi dalla prima elementare alla quinta, per poi abbinarla alla cooperazione con le società sportive che invece accoppiano la specialistica. Quando abbiamo incontrato, grazie a Leonora Mosco della provincia di Padova, questa organizzazione Special Olympics che si presta a supportare le dinamiche del ritardo cognitivo nello sport, è venuto da sé che accoppiare le due cose, entrare nelle nostre dinamiche con supporto di Special Olympics. Il movimento Special Olympics, nato in America negli anni 60, si occupa di inclusione degli studenti con disabilità intellettive attraverso l'attività motoria e sportiva. Tutti gli sport di squadra o gli sport per esempio come le bocce, il tennis, la ginnastica artistica ed altri, farli proprio in maniera unificata. Cosa vuol dire? Atleti con disabilità che si allenano e gareggiano insieme ad atleti senza disabilità. A Mestrino
non c'è nessun team Special Olympics e per andare al World Olympics dobbiamo avere team accreditati, così questo bel progetto che ha pensato al sindaco Agostini è stato un grande piacere che ha toccato di cuore noi, specialmente ho parlato subito con International e Nazionale, perché più squadre che abbiamo, più bambini e ragazze che aiutiamo, che hanno la possibilità, più possibilità che possono andare nel World Olympics, nel European Games. Allora, sentiamo cosa ne pensa anche Marcello Reato. Marcello, cosa vuoi dire? Ecco, tante belle parole, bei progetti, volontà, prego. Secondo me bisogna partire sempre dal discorso di lavorare tutti di squadra. Perché Treviso sta facendo una bella cosa, qui abbiamo visto Padova che ha fatto una bella cosa, diciamo anche che fra un 10-15 giorni a Lignano Sabbiadoro ci saranno i giochi di tutti gli sport Special Olympic a livello nazionale, però sono tutte realtà locali, settoriali. Dovrebbe esserci un coordinamento comune che parte e dice cosa vogliamo fare? Sono d'accordo. Adesso facciamo queste finali, chiamiamole interregionali. Avevamo una squadra del Friuli molto forte e molto simpatica, è scomparsa e non c'è nessuno che è venuta a sostituirla. Abbiamo delle province in Veneto che sono piene di squadre perché ci sono persone che si danno da fare e fanno tanta attività. Abbiamo delle province dove non c'è niente. Zero. Niente. Allora vuol dire che non c'è un progetto comune e non si include tutti. E viene lasciato come sempre alla bravura, alla volontà, alla voglia dei singoli. Tu hai detto prima siamo tutti volontari, però noi prima di tutto ci divertiamo, ci piace farlo e come ha detto lui prima, e ti ripeto, te lo dico anch'io, ogni volta ne usciamo arricchiti. Siamo delle persone migliori perché sono gli altri che ci rendono migliori. Ma allora perché non facciamo una cosa tutti insieme? Facciamo un coordinamento. Quante province ci sono nel Veneto? Tot. Tutti devono avere un... È ovvio che la provincia di Belluno o la provincia di Rovigo avrà più problematiche che Venezia, che Treviso e così. Esatto. Però Feltre, che è una piccola cittadina, ha due squadre, ha un'attività simpatica. Belluno non ha niente, per dirti, Rovigo non ha niente, è un peccato, Vicenza non ha niente. Oppure si concentrano su altre cose, perché sono tutte cose locali dove le persone hanno i propri interessi personali. Allora andiamo a vedere, devo correre se non ce la faccio, basket in casa di riposo a Treviso, andiamo a vedere. Ah sì, a Montebelluna. Lo sport torna alla casa di riposo Umberto I, una quarantina gli atleti del Montebelluna Basket che hanno trascorso il pomeriggio con i residenti nell'ormai immancabile spazio del centro diurno Agorà. Tiri a canestro, giochi ma anche vicinanza e condivisione, un sodalizio tra la struttura per anziani e la società che si rinnova per il terzo anno consecutivo. Una giornata di sport qui all'Umberto I, di condivisione, soprattutto due generazioni a confronto, i giovani con i nostri ospiti dell'Umberto I. Una giornata di sport dove ho cercato di fare qualche canestro anch'io, tra virgolette. Un ringraziamento a Basket Montebelluna. Noi veniamo anche perché è un aspetto sociale nostro per portare dei ragazzi che effettivamente devono capire l'importanza dei loro genitori e nonni una volta che saranno, diciamo, invecchiati e quindi hanno bisogno di assistenza e di, diciamo, conforto. Quindi è importante che capiscano questo e che vedano l'entusiasmo che ancora hanno gli anziani nonostante l'età sia avanzata. Sport come valore sociale e comunitario, sia il basket o le altre discipline che periodicamente oltrepassano la soglia dell'Umberto I. Il pomeriggio in compagnia dei cestisti del Montebelluna dà tra l'altro avvio a una serie di eventi in calendario per i residenti del centro servizi, in un incontro tra generazioni che fa bene tanto ai ragazzi quanto ai nonni e che dimostra ancora una volta la grande risposta che viene dal territorio montebellunese in tema di cura degli anziani. Un'organizzazione stupenda e siamo riusciti a far vivere
ai nostri ospiti e ai nostri residenti una meravigliosa giornata di sorrisi, competizione e sport. Un ringraziamento va ovviamente anche a tutto il nostro personale che lavora per assistere nel migliore modo i nostri anziani, e la collaborazione di oggi con il Montebelluna Basket e con l'amministrazione comunale è sicuramente un surplus per l'Umberto I e per tutto ciò che gira attorno alla struttura. Allora Marcello, come chiudiamo? Ormai il tempo è terminato dopo questo bellissimo video, avete visto come ma veramente come si divertono, come sono allegri i nostri diversamente giovani, come li chiama Mirella, perché vede il corpo magari invecchia, ma gli occhi, la voglia di esserci, di giocare, di essere vivi c'è. E questo è il problema. La passione e il sentimento non cambia mai. Sì. Purtroppo è l'età che ci... Ma io direi che possiamo chiudere dicendo che prima di tutto fare sport ci fa stare bene, che è la cosa principale, a qualsiasi età e a qualsiasi latitudine. Seconda cosa, che se facciamo sport dobbiamo farlo insieme agli altri, e più persone coinvolte, più siamo bene e più siamo bravi a stare insieme e a fare del bene tutti, ognuno verso l'altro. E che venite tutti a vederci, perché il basket Special Olympic è veramente bello, perché abbiamo dei grandi atleti, delle persone partner che sono delle persone speciali per essere lì, e soprattutto è un mondo che secondo me per tante persone potrebbe essere un qualcosa che gli fa capire la fortuna che hanno nella vita, e soprattutto magari qualche pausa di riflessione e così, di voglia di cambiare, potrebbe essere una cosa importante. Allora, se abbiamo sentito l'arbitro, adesso sentiamo il giocatore allenatore, andiamo a sentire come che saluta Andrea Carniato, con quale messaggio saluta Andrea. Aggiungo una cosa a quella che ha detto Marcello. Venire a vedere o provare a giocare non è un insegnare, ma è un imparare. Insegno sicuramente qualcosa, imparo tantissimo, imparo a far squadra, imparo a gestire dei gruppi, imparo a stare assieme, e sicuramente insegno, ma quello che porto a casa è molto di più. È una cosa che mi servirà e mi serve per la mia vita quotidiana, mi serve nella famiglia, mi serve per insegnare ai miei figli che esistono purtroppo le disabilità, ma non sono una cosa da nascondere, sono una cosa dalla quale possiamo imparare, e facendo questo insegniamo anche alla società che possono essere degli elementi utili nella quotidianità. Grazie, veramente, grazie Andrea Carniato. Abbiamo Gabriele da Silea, poi andiamo in pubblicità. Vai Gabriele. Niente, volevo salutare quei due signori che sono seduti là, sia Andrea che... Ciao Gabriele. L'arbitro. Bisognerebbe che ce ne fossero di più gente come loro due, soprattutto Andrea Carniato, per quello che ha fatto per il mio Andrea e per tutto quello che sta facendo fino adesso. Ciao a tutti e due. Bella telefonata, abbiamo chiuso in bellezza, ringraziamo veramente Gabriele. Posso dirti che mi fa commuovere. Sì, ha parlato Gabriele. col cuore Gabriele, veramente, sì. Perciò grazie a nome di tutti noi Gabriele. È un ragazzo che gioca con noi, peraltro posso dire che è anche uno dei migliori giocatori in Italia, ha partecipato ai mondiali nel 2019, meriterebbe tante altre opportunità, ma lo spirito di Special Olympics è quello di aprire anche ad altri. E quindi non so se riusciremo a dargliene delle altre, io francamente ci provo, ma Gabriele è un genitore e anche uno dei nostri allenatori, è una persona squisita, e lo ringrazio davvero delle parole che ha detto. Grazie sia anche a Gabriele da Silea, saluto veramente Marcello Reato e Andrea Carniato, è stato con noi, ma li inviteremo ancora e sentiremo se questi passetti un po' alla volta porteranno veramente a un bel passo grande, lungo, come si dice, passi lunghi e ben distesi. Grazie. Pubblicità. È veramente un onore per me avere Matteo Favaro con sua mamma, che è Savina Trevisol. Grazie Savina di essere qui e accompagnare tuo figlio, questo DJ della radio Treviso,
che spieghiamo, ha portato anche il libro come aveva promesso a Mirella. Allora, intanto grazie, veramente grazie Matteo, e soprattutto cosa vuoi dire? Guardiamo questo libro, raccontaci un po' la tua storia, dai Matteo, per chi non ti conosce. Allora, mi chiamo Matteo, ho 15 anni, ho voluto scrivere questo libro per passione, perché ho mia mamma che scrive, quindi mi sono fatto molto influenzare da lei e una mattina mi sono alzato, ho acceso il computer, ho aperto un documento e ho cominciato a scrivere. Scrivevo già da un po', ho scritto un libricino a mano, però non l'ho mai trascritto, così è nato il mio libro, dalla mia passione della scrittura. Matteo Favaro, dove inizia la musica? New York è una città che inghiotte e illumina, un luogo in cui due solitudini possono sfiorarsi fino a cambiare direzione. Alex, 18 anni, e una chitarra che sa più di lui, suona per strada per restare vivo. Sophie, occhi nocciola, e un reflex ereditata, fotografa il mondo per non sentirsi invisibile. Si incontrano senza parlarsi, giorno dopo giorno, in un angolo di Central Park. Lui con le sue note, lei con i suoi silenzi. Tra sguardi rubati, piccoli gesti che restano, nasce una presenza che scalda, una musica nuova che nessuno dei due aveva il coraggio di ascoltare. Dove inizia la musica è un romanzo scritto con la sensibilità di un ragazzo che trasforma la sua diversità in forza e con la delicatezza di chi sa l'amore, a volte comincia da un passo appena. Un libro che racconta fragilità, coraggio e la bellezza di sentirsi finalmente visti. Allora, intanto è bellissimo, questa prefazione, veramente bella. Savina, tu sei una giornalista. Sto facendo il percorso per diventarlo. Importante. Sì. Non so se lo posso dire, dimmi tu. Sì, nessun problema. Per la Tribuna di Treviso, e soprattutto deve confrontarsi con questa realtà che è questo giovane ragazzo che sta diventando uomo, che cerca anche lui la sua visibilità, che non si fidano molto di quello che quotidianamente magari viene messo davanti, ma cercano qualcos'altro, cercano di trovare quella presenza che non giudica, ma che accoglie. Ecco, ho sbagliato Matteo? No. Perché dico questo, Savina? Perché già il terzo ragazzo che racconto questa storia e la risposta è sempre quella. Io vado con questi ragazzi, con queste compagnie, perché sono accolto e non giudicato, perché mi sento incluso. Gli altri non fanno così, mi sento escluso, perciò non parlo, non sento e non vedo. Con loro invece riesco a essere visibile. Tu sei una giornalista, sai scrivere, hai passato questa eredità a tuo figlio. Io sono convinta che l'arte, la cultura e la bellezza salverà il mondo. Io sono convinta di questo, Matteo. Non so se avrò ragione, però io ci credo. No, hai ragione. Forse dobbiamo lasciarli più libere, perché loro forse stanno sbagliando per farci capire che vogliono essere ascoltati, vogliono essere inclusi, cosa che non facciamo, perché abbiamo poco tempo, perché abbiamo sempre tante cose da fare. Io racconto sempre, ma tutti i giorni anche, una volta avevano 10-12 figli, 8, non avevano i mezzi che avevano adesso, eppure non c'era il problema del tempo, era la qualità del tempo, come ne abbiamo detto prima. Sì, il problema è che adesso si delega tanto. Ecco, adesso si delega tanto, troppe volte si dà colpa alla scuola, si dà colpa alle amicizie esterne, si dà colpa a qualsiasi cosa si possa dare la colpa senza prendersela noi genitori. Tanti dicono ma i genitori non hanno tempo. Tutti lavoriamo, tutti dobbiamo lavorare perché per carità nessuno ci regala niente. Io credo che non sia la quantità del tempo che fa la differenza, ma la qualità. Perché ascoltarli, parlarci assieme mentre si mangia, non mangiare tutti col telefono, guardando la televisione, anche la parola. Io so che lui la prima cosa che fa quando esce da scuola, prende il telefono, mi chiama. Ma non per dire chissà che, ciao, tutto a posto? Sì, com'è andata a scuola? Bene.
Sono 2 secondi che però lo fanno sentire ascoltato. Lui ha un pregresso abbastanza complesso. Posso? Sì. No. Lui è ADHD, iperattivo, disturbi dell'attenzione, tratti oppositivi provocatori, è certificato. Non abbiamo avuto un percorso facile fino a qui. Immagino. Perché diciamo che il mondo per i ragazzini, bambini come lui non è ancora pronto. C'è troppa queste diciamo neurodivergenze vengono usate troppe volte come delle giustificazioni, tanto che quando sono effettivamente così, quando ci sono effettivamente, non vengono prese nel verso giusto. È stato un po' il capo espiatorio durante tutti gli anni di scuola media, ha sofferto tanto. Ha cominciato è arrivato in prima superiore e io posso solo ringraziare l'istituto dove è stato accolto quest'anno. Abbiamo avuto qualche porta sbattuta in faccia da qualche istituto di Treviso perché lui ha l'insegnante di sostegno. Qualcuno per tutta la scuola l'insegnante di sostegno, non è che sia solo per lui, no? Cioè, Infatti, noi, se posso, vorrei ringraziare l'Istituto Besta di Treviso, che per questo genere di problematiche è un sostegno immenso. L'hanno visto come una risorsa, non come un impedimento, come altre scuole ci hanno fatto capire. Altre scuole ci hanno fatto capire, hanno detto guarda è inutile che fate l'iscrizione qua, tanto noi abbiamo tante iscrizioni, possiamo permetterci di scegliere e non entrerà perché per noi è un problema. Allora, intanto io avevo capito Matteo, gliel'avevo promesso e l'ho scelto tra tutti i ragazzi, ho fatto proprio una scelta quel giorno e chissà perché Mirella ha scelto Matteo, Ma io ho capito la sensibilità di Matteo, questo insegnante che lo accarezzava mentre parlava, vero Matteo? Mirella guarda tutto, osserva tutto. E lui si fidava di Mirella perché parlava tranquillamente, vero Matteo? Ha raccontato di questo libro e ho detto no, tu devi venire a portare questo libro a Mirella, a leggerlo a sveglia 20, vedete? E Matteo ha iniziato a sorridere e ha detto non vedo l'ora di venire. Allora forse, Savina, è tempo che noi iniziamo a capire che non sono così piccoli come pensiamo per quanto riguarda il percorso che in quel momento vogliono fare, dobbiamo lasciarlo fare. Assolutamente. Io so quanto pericoloso per voi genitori è vedere alcuni diversi da quello che magari vedono i vostri figli. Io racconto sempre quel fatto che ho fatto tempo fa, quando in via Zorzetto, dove ci sono questi ragazzi terribili, sono arrivato e mi sono seduta in mezzo a loro. Non so se l'ho raccontato quel giorno, ti ricordi Matteo? Sì. Io non ho avuto paura di loro. Non ti dico cosa mi hanno detto, che sono una pazza, che ho rischiato la vita, ma pensate. È vero, forse, non lo so. Io non mi sono posta quel problema quel giorno. Io faccio come fa Matteo. Se mi piace quel ragazzo vado anche a capire chi è quel ragazzo. Esatto. E poi capisco se forse in qualche modo magari sto sbagliando o non sto sbagliando, però devo sbagliare, devo capire che nella vita non è sempre così tutto facile, tutto semplice. Questi ragazzi mi attirano, io lo so, lo vedo, perché hanno quella forza di non giudicare quello che facciamo continuamente noi con i ragazzi. Savina, noi siamo con chi vai, cosa fai? Posso raccontarti una cosa? Vai. A me è successo una volta, ero con loro, eravamo in Piazza Duomo e c'erano dei ragazzini che scendevano con la bicicletta dalle scale del Duomo in maniera molto pericolosa perché era di domenica pomeriggio, era pieno di gente. Io mi sono fermata a guardarli e loro si sono fermati a guardarmi. Ho tirato fuori il telefono come per fargli vedere che non mi stavo girando dall'altra parte. Il ragazzino ha preso, è smontato dalla bicicletta, è sceso dalle scale con la bicicletta in mano e stava andando via. Sul momento mi ha urlato dietro, mi ha anche insultato. Sì, mi pare di sì. Mi ha insultato, mi ha detto che dovevo farmi gli affari miei, che il telefono dovevo tenermelo in tasca, che... Anche che lui è minore, che non puoi riprenderlo. Anche che lui era per la minore, privacy. che non potevo riprenderlo per privacy, giusto? Anche che lui era minore, che non potevo riprenderlo per privacy. Noi ci siamo girati dall'altra parte, loro sono andati via, noi abbiamo continuato ad andare via. Siamo arrivati al parcheggio della macchina, in 5 minuti sono tornati questi ragazzi e hanno chiesto scusa.
che si sono resi conto che stavano facendo una cavolata, ma siccome nessuno gli diceva niente, in quel momento non se ne rendevano conto. Se ne sono resi conto nel momento in cui hanno visto una reazione da parte mia, e era pieno così il centro, davanti alle scale del Duomo, gente che li schivava, cioè nessuno che gli faceva capire che era pericoloso. Cioè, il problema è che troppe volte ci giriamo dall'altra parte perché tanto non è mio figlio. Allora, tu hai raccontato questo, io l'ho raccontato e lo sanno, poi io racconto tutti. A me invece sotto la loggia di Cavalieri, con 3 ragazzini, 10-12 anni, biciclette buttate proprio nel passaggio, loro seduti, che non ci si può sedere perché ci sono i cartelli, proprio le biciclette che intralciavano. Allora mi avvicino a uno, 10-12 anni, non di più, e gli dico: sposta la bicicletta per cortesia. Questo mi guarda come hai detto tu e mi sfida con lo sguardo, un po' immaginate, mi trova quella giusta. Io lo riguardo e mi avvicino ancora di più, e sai cosa ho fatto? Avevo un bel ciuffo, l'ho preso per il ciuffo così, ma proprio forte. Gli ho detto: se in 3 secondi non tiri su e voi tirate su la bicicletta, vengo a prendervi tutti e 3 così. E poi vai a chiamare mamma e di che ti do anche il nome. E gli spieghiamo cosa è gli spieghiamo successo. il perché ti ho preso il ciuffo. Ho preso le biciclette e se la sono svignata. Il problema è che dobbiamo capire, non dobbiamo aver paura, cioè No. questi possono essere i nostri figli, i nostri nipoti. Quando tu ti avvicini e li guardi bene, sì. Sbaglio, Sabina? No. Il problema è che, come hai detto tu, la maggioranza di noi, ma vi rendete conto, li schiva, non ha il coraggio di affrontare. Ma a me è successo un'altra volta, io sono da paese, al centro commerciale della Castellana c'era un ragazzino, era più giovane di lui, dentro nei corridoi con la bicicletta, che girava con la bicicletta, che girava attorno alla panchina. Gli ho detto: scusami, con la bicicletta fuori? No, ma io sto aspettando mia nonna, e avevo visto che sua nonna l'aveva guardato, non gli aveva detto niente perché era in giro per negozi. No, gli ho detto: con la bicicletta l'aspetti fuori? No, ma io quando arriva qualcuno mi fermo. Chiamiamo la vigilanza e gli chiediamo se tu puoi stare qua dentro a girare con la bicicletta? Ha preso e è uscito. Cioè bisogna delle volte anche cercare di affrontare il problema, non di girargli. Cosa pensi, Matteo? Mirella ha sbagliato a fare quel gesto, qualcuno no, è come il ciuffo, posso toccare il ciuffo? Scusa, il ciuffo lo tocco, no. Sento se il gel, che problemi c'è? Lo sento bene, no, se ha il gel. Perché vai, Matteo. No, è comunque un gesto giusto, perché comunque tu, diciamo, rischi che qualcuno ti faccia male, ma rischi magari che anche non solo una persona ma più persone si fanno male, perché magari inciampano, magari proprio dico anche una signora che non vede, lei magari passa, non vede le bici, poraccia, la signora si fa anche male, quindi cioè, hai fatto molto bene. Ho fatto molto bene, Sì, vero? sì, E se sì. ricorda io che guarda il ciuffo? E come se ricorda che la Mirella aveva guardato se aveva tanto o poco gel su quel ciuffo? E aspettavo anche la mamma, problemi zero. Adriana da Jesolo, vai Adriana. Buongiorno Mirella, Buongiorno. ospiti. Volevo dire, bravo Matteo, sei giovane, sei bravo veramente, e grazie a tua mamma che è vicino a te, che ti insegnava, perché con ragazzi si deve parlare, con ragazzi devono rassegnarsi certe cose, può darsi che non capiscano in quella volta. E bravissima signora, grazie, magari che sono tutti ragazzi come Matteo, magari che sono mamme che li insegnano ai figli cosa è sbagliato, cosa non è sbagliato, perché oggi i ragazzi non lo capiscono tanto, loro vedono solo social, che guadagnano soldi, che vogliono girare il mondo a 3 giorni, che non è possibile. Allora, oltre ai genitori, anche scuola deve insegnare qualcosa, devono fare. Io ai miei figli non ho avuto mai problemi, sono grandi adesso, per carità, e anche se lei Mirella sa che io ho passato molto tutta quella vita, però non ho mai avuto problemi con i miei figli. Allora, figli si tengano in casa nel senso di insegnare, devono essere liberi. Grazie Mirella e bravo Matteo.
Vai Hai avanti visto con Matteo il che ho indovinato, vedi che avevo visto giusto, che eri bravo. Senti Matteo, quello che volevo capire, cos'è la parola maranza per te e cos'è la parola baby gang? Dividiamo allora. Allora, per me la parola maranza sono delle persone che cercano di farsi notare, ok? Sono delle persone che cercano di farsi notare, non dico solo da ragazze, ma dico anche in generale solo per avere quella popolarità in più, perché dopo i maranza si creano popolari, però se tu provi a togliergli quell'aspetto, ok? Come un ragazzo normale, ok? Perché non sto dicendo che è diverso, però se tu provi a togliergli quell'atteggiamento da ragazzo che cerca di farsi notare e da bullo, è completamente un'altra persona che da farsi notare, magari da essere notato, a non essere praticamente nessuno. E tu stai facendo questo con qualche tuo amico? No. Non hai voglia di provare? Guarda che tua mamma ti sta guardando perché... guarda, io sono di quelle persone che non nasconde la testa sotto la sabbia. Allora non nascondere la testa sotto la sabbia, visto che sei bravo, dai, cosa ti attira di questi ragazzi? E poi alla fine, come dice Mirella, mai scopri che non è quello che si vede o l'atteggiamento che adopera, o sbaglio? No, è giusto, ma allora non è che sta cercando, allora sì, ok, sta cercando di farmi notare dalle persone, ma non è che voglio comportarmi proprio come loro. Sì. Io sto cercando di comportarmi proprio, ok, magari un po' da loro, però sto cercando di metterlo a modo mio. Okay. Nella maniera più positiva. Esatto, in una maniera un po' più positiva e anche proprio farlo a modo mio. Ma quello che ti piace di loro, allora che cerchi anche di avere anche qualcosa, cos'è? Il modo di vestire, il modo di parlare? Allora, non dico proprio il modo di vestire perché sono completamente due cose diverse. Perché loro, per esempio, i pantaloni sotto al sedere, le robe firmate, io sono una persona completamente opposta. Io, ok, magari posso avere qualcosa di firmato, però non è che me ne frega. E i pantaloni, tirateli su, per favore. Glielo dici? Dico, tirateli su. E loro cosa ti dicono, Matteo? No, allora io non l'ho mai detto, però lo dicono molto. Ma non l'hai detto perché hai paura che loro... No, perché io adesso parlo proprio della scuola. Ho un mio compagno di classe che li tiene giù. I professori dicono tirati sui pantaloni, lui li tira su, subito dopo giù. È una sfida, no? È proprio una sfida, cioè loro si impuntano che devono avere i pantaloni giù sotto. E tu non puoi loro dirmi loro si impuntano che tu non puoi dirmi di tirarli su. Esatto. È quello il problema. Perché per loro è un'imposizione. Esatto. Sono loro che fanno una scelta, non sei tu che devi scegliere come portare i pantaloni. E questo è il grande problema. Il Senza nodo... ricordarsi che i pantaloni hanno imparato a metterseli il giorno prima. È vero, quello che dice mamma Savina, Matteo, Ascolti, la scuola come la vedi? Ecco, in questo, tu sanno di questo libro che hai scritto, lo hai portato in classe, hanno detto che l'hanno letto, e come i tuoi compagni cosa hanno detto? Allora, il libro l'ho portato a scuola, l'ho portato alla preside e alla mia professoressa di italiano. La preside mi ha ringraziato molto perché un ragazzino di 15 anni non è da tutti i giorni che scrive un libro. Sì. Stessa cosa la mia professoressa di italiano. Ho i miei compagni che lo sanno. Io ho, da parte di qualche compagno, ma anche da parte di qualche amico, io ho complimenti su complimenti e dicono anche che sono fieri di me per il semplice fatto che sei un quindicenne, ti svegli la mattina e dici adesso mi metto a scrivere e arrivi a pubblicare un libro, è una cosa che non succede molto spesso. Caro, che bravo che sei, vedi che sei proprio bravo. Savina, cos'è che veramente ti preoccupa? Non che
non sei in grado di gestire la questione, perché so che sei e sarai in grado. Cos'è che ti preoccupa di più di questo ragazzo che da una parte lo vedi crescere nella maniera che ogni mamma vorrebbe, perché dice anche lui, un ragazzino che scrive a 15 anni, un ragazzo che scrive un libro a 15 anni non è che si trovi tutti i giorni. Però poi c'è questo rovescio della medaglia che sono gli altri ragazzi che ti preoccupano, perché forse non li vedi con gli occhi che li vedi tuo figlio, andare oltre il modo di vestire, il modo di agire. Lo vedo con gli occhi dell'esperienza. Di loro. Li vedo con gli occhi dell'esperienza, adesso non ho 42 anni, quindi un po' più di esperienza di lui ce l'ho. E la questione è che non possiamo tenerli segregati in casa tutto il giorno, altrimenti facciamo l'effetto opposto, che non crescono e non imparano. Io quando sento chi dice dobbiamo togliere la tecnologia mi vengono i brividi, perché non si può togliere la tecnologia a loro che cresceranno così. Cresceranno con la tecnologia che farà parte integrante. Bisogna insegnargli ad usarla, perché se noi adesso ci laviamo le mani togliendo la tecnologia a un ragazzo di 15 anni e gli diciamo a 18 anni farà quello che vorrà, a 18 anni come avrà accesso alla tecnologia farà danni, più di quelli che può fare a 15 anni. Quindi, come dicevo prima, il problema è che troppa gente delega alla scuola, perché la scuola dovrebbe fare la sua parte, ma i primi a dover fare la nostra parte siamo noi, non con il tempo, con le parole. Io non posso seguirlo H24 perché lui va a scuola, lui torna a casa, lui esce con i suoi amici, ma io posso parlare con lui, io posso chiedergli com'è andata, posso capirlo, posso dargli la fiducia di raccontarmi quello che è successo veramente. Cosa è successo durante la giornata, se è andato qualcosa storto. Quello è il grosso potere che dobbiamo avere noi genitori e che purtroppo molti non sfruttano e non utilizzano. Io per lavoro sento di tantissime situazioni molto difficili, parlo con i sindaci. A me una volta mi è rimasto impresso un vice sindaco che mi ha detto: guarda, abbiamo trovato dei ragazzi minorenni che facevano gli stupidi sulla ferrovia, coi treni in arrivo, li abbiamo presi, li abbiamo presi i carabinieri, li abbiamo portati in caserma, abbiamo convocato i genitori hanno dato colpa alla scuola. Giusy da Dosson, vai Giusy. Buongiorno a tutti e un saluto particolare al DJ Matteo che andrà anche giornalista, perché lo vedo già. Tutto contento lui, Giusy, una cosa. Allora, questi bambini che crescono così perché le mamme danno sempre ragione, ma non sanno che li stanno facendo del male. Ma se tu non insegni un po' di educazione, quando vanno fuori sono così, ma come a casa, ma non posso dirle niente, altrimenti grida, allora gli dico di sì. Ma guarda che fuori non trova tutti quelli che gli danno ragione, come voi. Che state distruggendo i vostri figli, dovete insegnare il male e il bene, non se lui fa una cosa che rompe e dice ma sì, non importa, zitto, altrimenti piange. Ma dove siamo arrivati? Mia mamma quando facevo danare al mattino che non so cosa facesse, quando venivo a casa a mezzogiorno me le dava. Ho detto ma se sono appena arrivata, da stamattina non dico di mettere le mani addosso, ma bisogna insegnarle, perché devono essere in mezzo al popolo, alla gente, e non puoi sempre dargli ragione se non ce l'ha. Un insegnamento a questi bambini, a questi ragazzi ma che vengono su, ma perché dopo si trovano loro male, non gli altri, loro si trovano male, ma perché non trovano più nessuno che gli dà ragione. Scusatemi, vi ringrazio. Grazie a te, Giusy. Senti, Matteo, tu invece cosa vorresti dire a questa mamma? Questa mamma che ha paura che ti faccia male con queste compagnie, con questi ragazzi che tu non vedi con gli occhi di tua mamma, ma li vedi, come hai spiegato, in una maniera diversa che io condivido in pieno.
Magari questa mamma se li invitasse a casa a bere una cioccolata, magari non sarebbe mica male, e magari parlasse come fa con te, con questi ragazzi. Avresti piacere che tua mamma facesse questo, che parlasse con questi ragazzi per capire, lei è anche una giornalista, per capire veramente dove sta il confine tra il lecito e il non lecito, il buono e il cattivo di questi ragazzi? Sì, avrei piacere, perché comunque almeno, diciamo, conosce, a parte i miei compagni, li conosce e così magari con calma capisce anche come sono. Alt, però una cosa, io non ho giudicato gli amici con cui si sta accompagnando, perché io non sono nessuno per giudicare i ragazzi, i figli altrui, perché ognuno ha la sua storia, certo. Ognuno ha la sua vita, Io posso lecitamente aver paura dell'influenza che hanno su di lui. La manipolazione. Ed è questa la preoccupazione che ogni genitore dovrebbe avere, perché non deve preoccuparsi, perché il problema non sono gli altri. Il problema potrebbe arrivare direttamente dall'interno, quindi se vedi che una cosa, come può essere una compagnia, come può essere una qualsiasi cosa che gravita attorno alla vita di un figlio, influisce e lo condiziona in maniera negativa, allora in quel momento devi porti il problema. Tu cosa vuoi dire? Allora, vorrei dire che, ok, tu non li stai giudicando, però magari se tu cominci a conoscerli meglio, magari, non dico li vedi come li vedo io, però magari li vedi in un modo diverso. Ok. Li vedi magari con un occhio di un adulto, però magari da una parte un po' come li vedo io. Ma sta a te dimostrare che non sono un'influenza negativa, non a me. Ti senti un po' influenzato, Matteo, da questi ragazzi, un po' manipolato, oppure è un'esperienza che hai deciso di fare per capire veramente, ecco, come gira il mondo anche nella vostra età? Io mi metto comoda. Sì, mettiti comoda. Mettiti comoda, Savina. Guarda Mirella, Matteo. Allora, diciamo di sì, mi sto lasciando trascinare un po' da loro, perché comunque, diciamo, sono le persone che sono state tra le prime che mi hanno accolto proprio. Che non ti hanno giudicato. Che non mi hanno giudicato fin dall'inizio. Quindi, diciamo, mi sto lasciando un po' trascinare da loro. Ma questo trascinamento è negativo o positivo secondo te? È un po' positivo, un po' negativo. Un po' e un po'? Esatto. Sì, beh, d'altra parte è così, non c'è niente da fare. Ma vedremo come andrà a finire, chissà che libro scriverai prossimamente, i miei primi 15 anni, così mettiamo dentro anche sta roba. Cosa dici, Matteo? I miei primi 15 anni a Sveglia Veneti, magari da Mirella. Savina, allora io direi che sarebbe bello anche fare una cosa, ascoltare questi ragazzi. Il problema è che sono minori, se non sono accompagnati non li posso intervistare, però vado di nascosto come ho fatto, ecco, mi siedo vicino a loro e devo dire la verità che devo dare ragione a Matteo, è quello che non facciamo. Allora, io ho un'altra amica giornalista, invece, che va in mezzo a loro e cerca di capire e spiegare perché state facendo questo, state sbagliando, però dialoga con loro, sente. E anche lei non ha paura di incontrarli, di parlare con loro, e poi la conoscerai, poi ti dirò anche il nome. E lei dice, Mirella, alla fine sono solo dei ragazzi che cercano attenzione. Che cercano di attenzione. So. Tu parla con loro e spiega che quel gesto può fare del male non solo a loro, ma a tutta la comunità. Perché vuoi fare quel gesto in quel momento? Lei le osservava e poi scendeva, e quando vedeva che non andava bene, lei interveniva e diceva: sono qua, spiegatemi perché state facendo questo adesso, qual è il motivo che vi comportate così. E un po' alla volta
è riuscita ad avere la fiducia di questi ragazzi, ecco, perché lei non giudicava, lei cercava di spiegare la sua maniera, magari anche sbagliando, però il dialogo è fondamentale. Se noi, come dici tu, continuiamo a girare la testa da un'altra parte, a cercare di evitarli invece di intervenire, loro alzeranno sempre di più l'asticella. Almeno io penso così. Se invece noi iniziamo a fermarci, a parlare, a vedere, ad ascoltare, anche a controllare un pochino, tra virgolette, loro non è che non vogliono essere controllati, però nella maniera corretta e giusta. Hanno pur sempre 15 anni. Lasciami vedere chi è questo ragazzo. Poi va bene, se sbaglio tanto, anche no, e allora intervieni, ma al momento... Ma io quello che dico sempre a lui è stato riconosciuto anche dai suoi professori come un leader positivo all'interno della classe. Quindi quello che gli dico io, invece di farti trascinare, se ti hanno detto che hai questa attitudine ad essere un leader positivo, aiutali. Ma è quello che sta facendo? Ah, lascialo un pochino fare, mica ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio perché ti dico veloce, siamo in chiusura. Sì, ti dico, io la testa sotto la sabbia non la nascondo, sì. Assolutamente. Ieri un suo compagno ha spintonato uno di questi compagni ha spintonato un altro compagno, visto dai collaboratori scolastici e tutto. Lui ha fatto casino, si è preso anche una nota sul registro perché a tutti i costi ha difeso sto compagno anche davanti agli altri. In quel caso avrebbe dovuto far capire a quell'altro ragazzino che... Devo sentire perché l'hai difeso. Perché l'hai difeso? Veloce. L'ho difeso perché è una persona che, come ho detto, che è una di quelle che non mi ha giudicato e che so che non mi giudica. E questo ti ha fatto sì di dire adesso io ti difendo nonostante tu abbia fatto un gesto che magari non condivido. E deve capire che non è un bene per l'altro ragazzino. Alla prossima puntata, allora, con Matteo, con mamma Savina, magari con qualche amica, con qualche altra mamma. Cosa dici, Savina? Così cominciamo a sentire cosa ne penso. Ecco, ti do questo onere, Savina, di cercare di incontrare le altre mamme con gli altri ragazzi, perché hai detto anche tu, ci sono mamme che cercano aiuto perché da sole non ce la fanno. Cerchiamo di aiutarle. Grazie, in complimenti. Dove inizia la musica? Leggetelo veramente perché merita, capiremo benissimo anche fino in fondo con questa scrittura molto semplice e bella, ecco chi sono i nostri ragazzi. E adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Venta, guardate che splendido angioletto abbiamo qua, una bambina bellissima, 2 perle azzurre. Cosa c'è? Cosa vuoi dire? Ciao! Abbiamo questa mamma che non ce la fa con 2 bimbi piccoli, ce n'è un altro che per fortuna è all'asilo o a scuola, adesso sentiremo, e c'è questa mamma che ha chiesto ancora aiuto perché purtroppo lavorando qualche ora non riesce. Lei non ha il marito, purtroppo non c'è più. Allora, cosa vuoi dire, Elena? Chiameremo Elena questa mamma. Cosa voglio dire? Intanto grazie Mirella dell'opportunità di essere qui un'altra volta per aiutare i miei bambini, perché sono sempre in difficoltà qua, non ne vado fuori Mirella. Adesso sto aspettando che la inseriscano all'asilo per andare a lavorare, ma finché non ho un lavoro non riesco ad andare avanti. Anche questa mattina a Sveglia Veneti si parlava con il sindaco di San Michele al Tagliamento, il quale diceva ma non c'è tutta questa richiesta da parte di lavoratori di andare in questi posti a lavorare, a fare i camerieri. È vera questa storia secondo te? No. Cioè io farei qualsiasi cosa, anche andare a fare le pulizie, anche i lavori più umili. Parlo per me però da mamma, ok? È difficile perché avendo 2 bambini non è che ho tutti gli orari del mondo e noi non siamo tanto agevolate su questo, ecco. Cosa voglio dire? Non so, sono senza parole. Voglio dire grazie anche perché adesso si avvicina il Natale e la tristezza si fa tanta perché non riesco a dare quello che vorrei dare ai miei figli, ecco.
Allora guarda Elena, noi abbiamo pensato che era giusto, visto che anche si avvicina il Natale, poi arriverà anche Babbo Natale, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io so, mi hai chiamato, eri disperata perché hai avuto un inconveniente anche col passeggino che si è rotto. Sì. Diciamo così. Sì, si è rotto. Con questo andrò a prenderlo subito. Perché ti serve assolutamente? Sì, sono senza passeggino, sono venuta qui così, con lei in braccio. E alla grande famiglia di Rete Veneta cosa vuoi dire? Un grazie, continuate ad aiutare la Mirella perché è un angelo terreno e secondo me fa del bene a tutti, a chi non so neanche le parole. A chi ha bisogno Grazie veramente. Grazie a voi. E grazie Elena, continua così che noi ci saremo. Un grazie soprattutto a voi. Sta arrivando il Natale, come vedete, le persone da aiutare, specialmente le mamme. Lunedì era la giornata mondiale, ecco, sui femminicidi. Ecco, pensate cosa stanno passando certe donne con 2 bambini. Lei non ha più il marito, si è suicidato e perciò deve gestire la situazione. Non è facile, credetemi. Se non ci foste voi, io non so qualche volta questa goccia di ossigeno quanto importante è per loro. Ciao.